Questa mattina apriamo la posta di Mirella con questa lettera che mi è arrivata. Voi sapete che le leggo tutte man mano che arrivano. Sono lettere importanti che fanno capire l'importanza degli aiuti dei banchi alimentari, delle associazioni di volontariato. Nei momenti così difficili che tutti voi stiate vivendo e attraversando, è bello sapere che c'è chi ti pensa e poi chi come me, che ha lavorato tanto e senza sosta, per aiutarci ci sono i banchi. Colgo questa occasione per dire mille grazie a tutti coloro che sono in prima linea a combattere per renderci utile la vita e aiutarci. Grazie a tutti voi che ci donate tanto, con amore, anche se siamo stranieri. Grazie soprattutto a lei, Presidente Mirella Tuzzato, per esserci per noi. Auguri veramente di buona Pasqua a lei e a tutta la sua equipe e grazie per tutto quello che fate per noi. Che il buon Dio vi benedica e vi segua sempre e vi aiuti per un amore celeste. Sempre grazie Mirella. Ecco, la faccio vedere anche al nostro ospite Massimo Zappia per far capire che sto dicendo la verità. Sì. Ecco, non avevo dubbi, Mirella. Ecco, è anche firmata. Adesso leggiamo una paginetta prima di presentare gli ospiti di questo libro bellissimo di questa mamma Teresa che sta cercando questo adorato figlio, uno dei 6 figli, l'ultimo che non trova. Poi mi ricordai di avere una cugina che lavorava con i tedeschi in Germania e allora le inviai l'indirizzo che era scritto sulla sua cartolina. Franca mi rispose che non era un indirizzo vero e proprio, ma un campo di concentramento dove i tedeschi avevano messo tutte le persone pericolose da punire. Mi crollò il mondo addosso, campo di concentramento, ma cosa voleva dire? Nemmeno mio marito capiva di cosa si parlasse. L'unica certezza era sicuramente che stava molto male e che era rinchiuso in questo posto vicino a questa città. Franca venne a sapere che Anadage era morto per una violenta malattia e ora toccava a lei darci la triste notizia. Povera ragazza, che pena deve essere stato per lei questo compito. Poverina, tenne per sé questo segreto per circa un mese, poi chiese un permesso per venire lei di persona e le fu concesso. Si presentò a casa nostra e ripensandoci adesso non so quale sforzo le sia venuto a costare fare questo passo. Nel presentarsi si mostrò quasi disinvolta, ma aveva le labbra che sembravano di cera. Come la vidi, il mio istinto fu subito di chiederle: Franca, hai una buona notizia da darmi? E lei, facendosi forza come poteva: non è molto bella, ma neanche brutta. Dalle informazioni che ho chiesto mi hanno risposto che Anadage si trova in ospedale con la febbre per la malaria, però in forma leggera e si spera bene. Un'altra paginetta per ricordare queste mamme, tutte le mamme, avete visto anche ieri, queste mamme disperate che protestano, che hanno il coraggio, nonostante sia molto pericoloso, di far capire l'importanza per loro dei loro figli, dei loro uomini, dei loro compagni e sfidano il mondo intero, guardate, sanno che possono anche morire. Però loro, questa voglia di ritrovare, di rivedere i loro cari, specialmente i loro figli, è molto grande. Presento subito gli ospiti di questa mattina, ringrazio il professor Giancarlo Corò, parleremo di economia internazionale. Buongiorno professore, mi scusi se l'ho fatta attendere, ma visto tutte le mamme che ci sono nel mondo che stanno piangendo e cercando i loro figli, mi sembra doveroso la prima parola darle a loro. Saluto anche Massimo Zappia, imprenditore. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Parleremo di impresa con Massimo e anche col professor Corò. Allora professore, lei ha detto una cosa molto importante: serve una politica di integrazione per evitare la segregazione spaziale. Studentati, leva per le matricole. È ancora di questo parere? Cosa sta succedendo? C'è questo ascolto da parte della politica per far sì che le cose che sono necessarie diventino realtà o solo parole, parole, parole? Prego professore. Beh, intanto mi pare che quindi intanto iniziamo con dei temi più, chiamiamoli locali o comunque che possono interessare i territori, le città, insomma, no, nelle quali viviamo, poi magari rivolgeremo anche lo sguardo a problemi internazionali che fatalmente incombono comunque anche sulle nostre realtà locali. No, il tema degli studentati è un tema, io credo, molto importante perché, come dire, ha diversi benefici che solitamente non vengono considerati. Intanto quando parliamo di studentati ovviamente stiamo parlando dell'offerta abitativa per studenti, di scuole superiori e università, che quindi offrono da un lato un servizio evidentemente agli studenti che si muovono, e attenzione, questi sono gli studenti un po' più preziosi
per le università, per le scuole, perché sono quelli che scelgono deliberatamente dove andare e che quindi hanno, come dire, anche un interesse nelle materie specifiche in cui studiano, al di là del fatto di andare in una scuola perché magari è vicina a casa, no? Quindi, come dire, è un servizio fatto a degli studenti particolarmente imprenditivi, che sono appunto quelli più preziosi dal punto di vista dei percorsi di apprendimento. Però attenzione, questo è anche un servizio alle scuole e alle università, perché questo, come dire, favorisce anche una certa concorrenza dell'università, cioè nella misura in cui ci sono degli studentati, c'è un'offerta abitativa che crea una mobilità degli studenti, rende anche le scuole e le università, come dire, anche nella necessità di attrarre studenti, in un qualche modo anche di trattenere i propri, con un'offerta educativa di qualità. Quindi gli studentati hanno questo duplice effetto a favore degli studenti, riducendo ovviamente il costo, no, dell'abitazione, ma anche a favore della qualità dell'offerta delle scuole e delle università. E qua il problema appunto poi è che la presenza di un'università in un territorio, soprattutto se si riferisce anche a studenti che non sono soltanto locali, anche questo ha un effetto positivo sul territorio. Adesso non voglio farla lunga, ma insomma voglio dire, l'impatto economico, ad esempio, di un'università è stato anche calcolato in più ricerche, ma diciamo che si articola anche in diversi canali, perché ad esempio il primo e più importante è certamente quello della formazione, si dice, di capitale umano qualificato, che poi all'interno delle imprese svolge un ruolo importante, no? Perché aiuta le imprese nelle loro attività, introducendo conoscenze e informazioni fondamentali nei processi di innovazione per la loro competitività. Ma un'università che è su un territorio stabilisce, adesso c'è anche, mi pare, un imprenditore, no, tra gli ospiti, non so quanto abbia avuto occasione di collaborare, insomma, in modo diretto o indiretto con l'università. Adesso io, insomma, per quanto mi riguarda, ho avuto diverse occasioni con strumenti diversi, dei laboratori didattici, progetti di ricerca, le attività di training anche che facciamo per manager e anche per imprenditori, però appunto di sviluppare in particolare con le imprese del territorio progetti di innovazione, no? E questo è un secondo canale che, come dire, favorisce appunto una università, che favorisce i rapporti e favorisce lo sviluppo economico di un'area che ha appunto un'università. E poi, l'aspetto anche secondo me particolarmente importante, è che se ci sono studentati, ci sono servizi per gli studenti, servizi abitativi anche appunto in grado di attrarre gli studenti, questo genera anche un'economia locale, anche di consumi, che altrimenti non ci sarebbero se l'università e le scuole si rivolgessero esclusivamente a una domanda locale, no? Perché questo non attiverebbe nuovi consumi. Oltre, e l'ultima questione che credo particolarmente importante, è quello che questo genera anche una vivacità culturale, no? E questa vivacità culturale è un altro elemento di interesse, di attrattività, alla fine anche di forza economica di un territorio, no? Quindi gli studentati, adesso senza attribuire ad essi, no, tutto, no, diciamo, il ruolo, la responsabilità, però certamente svolgono una funzione importante nel fare, diciamo, del sistema educativo superiore delle università un fattore fondamentale di crescita di un territorio. E ha fatto bene anche a spiegarlo, perché proprio noi qui a Treviso, all'ex caserma Salsa, sta creando proprio uno studentato molto importante per l'università, e perciò ha fatto bene a capire che un indotto, ecco, proprio puntando anche su queste forze che si muoveranno, che spenderanno, ecco, faranno girare anche l'economia in maniera diversa. Cosa vuoi aggiungere, Massimo Zappia, dopo aver sentito il professor Occolò? È sempre un'impresa, certo. Alla fine parliamo sempre di imprese, di certo. Investimenti, prego. Assolutamente. Intanto grazie per avermi ospitato, sei sempre molto cara per l'attenzione che presti alle persone. Sono discorsi molto importanti e sono anche molto veri. L'unica riflessione che mi viene da fare è che spesso volentieri stiamo pensando all'istruzione dei ragazzi, e questo va benissimo perché è fondamentale, però voglio ricordare che l'Italia li hanno fatti i nostri nonni, i nostri padri, che di istruzione ne avevano di meno, però c'era il passaggio dell'artigiano che insegnava il mestiere. Ora,
Abbiamo tolto questo e abbiamo messo l'istruzione, ma non stiamo più creando curiosità nei ragazzi, perché con l'istruzione e con un minimo di manodopera, manovalanza e insegnare anche l'arte, forse potremmo essere la classica nazione vincente, perché l'istruzione è fondamentale, perché ci deve essere. Allora sto immaginando una persona capace e anche istruita dove potrebbe arrivare. Invece il più delle volte ho visto chiudere anche gli istituti tecnici per carenza di docenti, oppure proprio per evitare che il ragazzo e il giovane si potesse anche innamorare di un mestiere, perché oggi vediamo le cose più belle e dimentichiamo chi le ha costruite, e sono sempre i nostri nonni e i nostri padri. Parentesi, però sembra che in questo periodo addirittura gli istituti di formazione hanno superato i licei. Certo. Vuol dire che il ragazzo ha capito il suo indirizzo, se lo lasciamo fare, pensare e agire come vuole, forse riusciamo a capire Bravissima. che anche l'istituto di formazione è molto importante. Cosa dice professor Corò? Sì, beh, tanto giustamente, come dice lei, almeno l'ultimo anno, diciamo, c'è stato uno spostamento di attenzione da parte delle famiglie, dei giovani, nei confronti dell'istruzione tecnica rispetto ad esempio ai licei. Però io direi che, insomma, intanto condivido le osservazioni che sono state fatte in ordine all'importanza anche di una conoscenza più applicativa. Questo peraltro è un tema abbastanza consolidato, se vogliamo anche dal punto di vista, tra virgolette, teorico. L'ultimo Nobel dell'economia, in realtà sono tre, ma insomma diciamo uno in particolare, lo storico dell'economia che si chiama Yoel Mokir, che appunto ha ricevuto il Nobel per i suoi contributi alla ricostruzione del ruolo che l'economia della conoscenza ha avuto nello sviluppo, no, di lungo periodo. E adesso, senza dover fare lezioni, diciamo, accademiche, però è proprio il tema che era stato sollevato prima, che Mokir analizza, e cioè quello che la rivoluzione industriale alla fine è stato il risultato di una alleanza tra scienziati e artigiani, no? E quindi, diciamo, è stato anche perché gli scienziati hanno sviluppato conoscenze che poi sono diventate conoscenze utili, no? Le conoscenze, non so, ad esempio appunto della fisica, dell'energia, che non solo rispondevano a delle domande, no? Perché la natura funziona in questo modo, ma come la natura può essere organizzata, orientata, finalizzata a scopi umani, no? E questo però, finalizzazione, implicava anche delle capacità applicative, anche di natura manifatturiera, che appunto il mondo artigiano, le capacità artigiane riuscivano in qualche modo a fornire. Ma attenzione, senza scienza anche l'artigiano rimane limitato, gli artigiani c'erano anche prima, no? Quindi è questa alleanza che è riuscita poi a organizzare, a creare anche le economie di scala di uno sviluppo industriale che è stata la fonte poi, insomma, della prosperità a partire dall'Occidente, che poi si è diffusa in molte altre aree, no? Quindi io credo che forse dobbiamo ritornare a questo, tanto più oggi, voglio dire, in un mondo che è così caratterizzato da avanzamenti rapidi delle frontiere scientifiche e tecnologiche, pensiamo all'intelligenza artificiale, piuttosto che le scienze della vita, per non dire poi delle tecnologie spaziali. Basta vedere poi come sono anche ai noi impiegate poi queste tecnologie, molto spesso anche nei conflitti bellici, però appunto come invece sia importante tornare appunto a questo rapporto tra scienza e applicazioni, no? E questo io credo che, insomma, le università più avanzate in effetti l'hanno capito in molte parti del mondo. Se dobbiamo ad esempio restare in Europa, pensiamo al sistema educativo anche tedesco, oppure quello svizzero, no? In cui, voglio dire, la parte anche applicativa è sviluppata, magari anche in reti politecniche, che sono peraltro anche articolate sul territorio per favorire anche questo rapporto tra, diciamo, il sistema, no, universitario, che è fatto di studenti, è fatto di docenti, di ricercatori, di strutture e infrastrutture di ricerca, e il mondo poi, no, dell'economia, anche della società, delle istituzioni e della cultura, no? Ecco, favorire questo collegamento credo sia il tema importante da cui in qualche modo eravamo partiti, perché l'idea dello studentato fa sì che l'università si ponga anche il problema di attirare, no, studenti anche attraverso questo più forte rapporto che deve avere col territorio, perché è questo che rende attrattiva una università e in un qualche modo anche il territorio, che sappiamo essere oggi un problema anche per il Veneto abbastanza rilevante.
Professor Corò, però è anche vero che molti mi dicono, ospiti che ho in trasmissione, dalla Confartigianato, anche alla Confindustria, molte lauree, molti diplomi, poca manualità. Questi ragazzi si presentano, però manca la manualità. Non è che forse dobbiamo puntare un po' anche più a capire che forse anche la manualità è importante, saper gestire le cose? Poi ho capito che ho il diploma o la laurea, ma se dopo non riesco a lavorare perché sono sempre davanti o al computer o all'intelligenza artificiale che toglierà tantissimi posti di lavoro, così si dice. Lei cosa pensa? Però abbiamo questa bilancia che pesa in maniera diversa, nel senso che gli istituti di formazione stanno crescendo, i ragazzi hanno capito l'importanza della formazione, forse più loro, forse se ascoltassimo di più questi giovani, forse capiremmo anche meglio gli indirizzi da prendere. Prego, professor Corò. Sì, mi verrebbe da ricordare che ad esempio nel simbolo di una delle più importanti università del mondo, che è il Massachusetts Institute of Technology, c'è appunto la mens et manus, no? Cioè la mente e la mano, no? Insieme, del resto le mani sono, diciamo, parti, no, del corpo attraverso le quali si impara e si fanno delle cose straordinariamente intelligenti. Un chirurgo, insomma, utilizza di fatto le mani, no? Come estensione proprio della propria anche capacità, però no, anche la propria conoscenza che è acquisita attraverso l'istruzione. Non potrebbe usare le mani in quel modo, allo stesso tempo è chiaro che questo richiede anche molta destrezza e quindi diciamo anche esperienza, no? Oppure pensiamo a un musicista, anche un musicista, come dire, estende, no, la sua capacità creativa di lettura dei testi musicali anche attraverso la sua manualità, no? Quindi, come dire, questo rapporto è un rapporto sicuramente importante, magari non caratterizzerà tutti, no, i lavori, ad esempio quelli che hanno natura più intellettuale, però certamente ce ne sono molti che hanno questo rapporto. Nel mondo dell'industria questo avviene sempre di più. Mi verrebbe a dire paradossalmente, pensiamo a costruire un robot, cioè appunto una macchina che sostituisce gli uomini, richiede anche una certa manualità evidentemente, ma ci sono molti prodotti, sicuramente diciamo quelli che caratterizzano il Made in Italy, che sono molto caratterizzati anche da questo elemento di manualità. Ecco, io credo che però, ancora una volta, insomma, non dobbiamo separare troppo le cose, cioè pensare che insomma il tema, ecco, della manualità abbia una sua autonomia oggi senza la possibilità di interagire anche col mondo della conoscenza. Faccio un esempio e poi lascio ovviamente anche la discussione ad altri, ma pensate a un idraulico dove si dice appunto, cioè, i ragazzi studiano ma appunto poi alla fine a noi ci mancano gli idraulici, no? Però oggi un idraulico, un bravo idraulico deve avere una serie di conoscenze o poter accedere a delle conoscenze che sono di natura tecnologica, in alcuni casi anche scientifica. Pensiamo a tutti i temi appunto relativi alle energie, no? Le energie rinnovabili, alle modalità con le quali si rende un edificio, no, più sostenibile dal punto di vista ambientale, oltre che appunto energetico, per fare risparmiare appunto la famiglia e far sì che ciò che lui fa sia un investimento con una resa nel tempo, no? Questo richiede ad esempio anche delle conoscenze di natura finanziaria, no? La possibilità di realizzare un impianto facendo un investimento che appunto crea un risparmio che ripaga questo investimento, talvolta magari finanziandolo esso stesso, no? Come avviene con alcune società come sono le Energy Saving Company, no? Quindi, come dire, anche le attività manuali che noi riteniamo più tradizionali oggi richiedono l'utilizzo di conoscenze anche sofisticate, di conoscenze scientifiche e tecnologiche. Ecco, io credo che dovremmo guardare in questa direzione, quindi certamente la manualità anche da parte di chi, diciamo, studia anche all'università, e questo è un tema, diciamo, che c'è. Noi ad esempio facciamo molti laboratori didattici. Il laboratorio didattico, come dice la parola stessa, laboratorio, è il luogo in cui si lavora con le imprese, magari appunto nei servizi, adesso nel caso specifico, all'internazionalizzazione, utilizzando tecnologie che aiutano le imprese ad essere presenti sui mercati. Tra l'altro potremmo dire che così ci agganciamo anche ai temi internazionali in una situazione, no, così complicata dal punto di vista internazionale, in cui le conoscenze, ad esempio sui mercati di destinazione, che sono conoscenze sì di natura economica, di natura legale, normativa, ma anche di natura culturale, no? Perché per essere presenti in alcuni mercati lontani, non solo geograficamente ma anche culturalmente, è importante davvero conoscere in profondità, no, le culture di quei luoghi, proprio per cercare di portare dei beni e dei servizi che siano riconosciuti per il valore che hanno. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella,
e buongiorno ai tuoi ospiti. Il tema di oggi è importantissimo, però è il mondo che va dritto, il mondo va avanti col progresso, va bene, e dopo noi altri non avremo da far paura di quello che succede adesso, perché è tecnologia, tutto quello che sappiamo, i fiori giovani lo sa, perché come chi vaneggia i telefoni, certe cose elettriche, elettroniche, va bene, nel suo DNA, quello che non avevamo neanche, però come da ricordarsi, da ragione imprenditori, se non ti dai manualità di tutta la tua intelligenza non ti fa niente, perché se ricordiamo delle piramidi, ne ha fatto le piramidi, tutti i manufatti più bei che le fatti al mondo, che le ha mille anni, non aveva neanche la carriola, neanche non aveva niente. Cosa vuol dire? Se la zio fa, l'intelligenza che devi fare, devi capire come, insomma il mondo va avanti, non si ferma più, non ha paura di queste robe, perché se siamo arrivati qua, perché una volta a studiare e dopo di studiare applica anche la sua intelligenza su quello che ha fatto. E il mondo procede, e il mondo non ha paura di niente, va bene, il mondo non ha paura, perché si costruisce da solo, e si sana da solo. È l'uomo che rovina tutto. Purtroppo viviamo su un'epoca che non viene impegnare chi che studia, che deve andare al suo posto giusto di lavoro. Uno deve studiare una vita, da 20 anni, che 28, che deve diventare un ingegnere, che deve diventare un personaggio che deve fare. Bisogna aiutarlo, instaurarlo, dopo è pratica, e la fai lavorando, imparando. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio, perché sono ospiti, bisogna fare anche tante domande per capire anche l'impresa, ad esempio, ecco, l'imprenditore, ecco, ha bisogno anche lui di avere delle persone che abbiano una certa preparazione. È come un buon piatto perché riesca bene ha bisogno di tante cose, non di una sola cosa, tanti ingredienti, perciò conoscenza e manualità, scienza, ricerca, un po' di tutto. Prego Zappia. Infatti io non sono per niente in discussione con quello che il professore ha detto, perché sono parole, oserei dire, sante, sarebbero perfette se applicate in un contesto ideale. Purtroppo non siamo in questa fase, perché la preparazione che le scuole possono offrire e la manualità che i ragazzi possono avere dovrebbero essere poi esercitate in ambienti tipo l'impresa, e l'impresa dovrebbe essere messa in condizioni di diciamo in modo molto semplice di affrontare queste anche i corsi. Per fare questo bisogna investire? Bravissimo, perfetto. E volevo arrivare lì. Una volta si chiamava apprendistato, che era il famoso apprendistato dove tu andavi, imparavi un mestiere. Beh, io stesso, io ho avuto, vi racconto questa perché questa racchiude proprio tutto. La mia storia è semplice. Mio padre, che non era istruito, ha sempre pensato che l'istruzione fosse fondamentale. Infatti io sono arrivato all'università, ho fatto ingegneria, però andavo a aiutare mio padre in laboratorio a fare il falegname e lì mi sono appassionato al mestiere che oggi faccio. L'occhio ruba, si dice, quindi ho cominciato a fare questo percorso. Studiavo e lavoravo, aiutavo mio padre, quindi sono entrato nel contesto dei serramenti e oggi produco serramenti. Ma questo per dirvi cosa? Che queste cose dovrebbero essere nella normalità. Il progresso è questo, Mirella, il progresso non è dimenticare da dove siamo partiti o da dove arriviamo. Le origini, perché è vero quello che ha detto il professore, perché la manualità è importante, ci sono degli istituti che, come vedi, lo promuovono, ma non è sufficiente. Ma quando un ragazzo arriva da te, una ragazza, ecco, cosa vedi? Come vedi questo mondo che apre gli occhi al mondo del lavoro, inizia? Come li vedi? Poco curiosi, nel senso più affamati di avere un posto dove poter cominciare a fare esperienza, ma non consapevoli di quello che nella realtà vorrebbero veramente fare. E per quello che ti dico è molto pericoloso, perché è vero che potresti provare più aziende e più settori, però dovresti almeno avere le idee chiare su quando esci da scuola che cosa vorresti fare da grande, che sarebbe una classica e bella domanda. Professor Corò, lei è professore ordinario di economia applicata presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
è proprio in queste grandi città, Padova, Verona, dove questi ragazzi lamentano questo supporto dal trasporto a trovare una stanza, un appartamento, prezzi folli. Certo. Poi sai, io vado molto a Venezia, professor Corò, e vedo isole complete con degli edifici enormi. Non penso che siano tutti proprio, ecco, da non recuperare, diciamo così. Certo. Però penso che qualcuno aspetti sempre che arrivi il cinese, l'indiano, il giapponese, fargli diventare hotel di lusso. Non è il caso di iniziare a parlare anche di queste cose, visto la possibilità che abbiamo di questi edifici enormi. Io delle volte vedo e dico ma cosa ci stanno raccontando? E questi ragazzi che potrebbero veramente, come dice lei, che anche fanno girare l'economia, perché si parla molto di Venezia come di una Disneyland senza sapere invece che c'è una cultura enorme, la Serenissima, però si è puntato poco. Come mai? Hanno avuto una visione miope, ecco, i vari amministratori che si sono succeduti senza pensare all'importanza di questa realtà che abbiamo meravigliosa. Parliamo anche di infrastrutture, ad esempio, prego. Sì, credo ci sia stata una sottovalutazione dell'investimento da fare complessivamente sui giovani, sulla formazione, anche su una formazione che, come sottolineava l'imprenditore prima, è una formazione che deve anche integrarsi con attività, applicative, poi alcune sono magari di natura manuale, ma voglio dire anche, non so, un mestiere come appunto adesso noi formiamo export manager, come l'export manager, cioè che aiuta le imprese a raggiungere dei mercati e portare conoscenze produttive, no, che si incorporano nei beni e nei servizi su alcuni mercati. Anche questo implica, no, delle capacità più applicative, anche se non sono sempre di natura manuale, no? Ma appunto comunque di carattere appunto applicativo. Allora adesso questo significa comunque che un investimento nei confronti dei giovani bisognerebbe farlo, e questo non si riduce evidentemente solo al tema degli studentati, che sono una parte, no, dell'offerta abitativa che favorisce una più libera scelta da parte anche degli studenti. Tra l'altro anche la considerazione che veniva fatta prima sul fatto che magari gli studenti sono poco motivati, no? In realtà credo sicuramente questo anche avviene, dei giovani che magari escono, sono anche un po' disorientati oggi di fronte a dei cambiamenti che sono così veloci, e che quindi uno inizia un lavoro e si chiede quanto ancora quel lavoro, no, esisterà. Professor Corè, mi dispiace interromperla un secondo, però sennò mi cade la linea. Abbiamo Aurelio da Marcon che ha 94 anni, che è vivo e vuole dire la sua. Prego Aurelio, che piacere sentirti. Ecco, è caduta la linea, te pareva. Ragazzi, dite che siano... Vediamo se lo riprendiamo, Aurelio, no, perché per me è molto importante sentire queste persone. Ditelo che rimanga il telefono, perché veramente non è facile. Prego, professore, continuiamo in attesa di riprendere Aurelio. Era per dire quindi di questo investimento da fare nei confronti dei giovani, che riguarda quindi anche questo tipo di infrastrutture, no, abitative, per favorire, stavo dicendo, anche il fatto che i giovani possano loro scegliere che cosa studiare e dove farlo, in modo da portare la loro passione nei luoghi nei quali questa passione può poi essere riconosciuta e valorizzata, no? Quindi queste infrastrutture sono importanti. Attenzione però, il problema non è solo gli studentati, di cui adesso lo diceva lei Mirella all'inizio, ci sono tante parole, adesso voglio dire, no, a Venezia, a Treviso non ne parliamo, a Treviso mi risulta che ci siano solo parole, non c'è un posto letto, che al momento è messo a disposizione di studenti che vogliono frequentare l'università, almeno nella... Io avevo tentato, professor Corossa, con Villa Margherita, mi avevano promesso anche che i soldi sarebbero stati investiti del PNR per metterla a posto, sarebbe stata eccezionale, veramente, però come vede non sono neanche più a Villa Margherita, mi devono ancora rispondere, ma non è questo, il problema è investire sui giovani, sì, ecco, no, appunto, la forza lavoro, il futuro. Prego professore. No, riguarda un po' anche in generale il mercato abitativo, no? Perché non può essere solo un'offerta pubblica o quantomeno legata a delle infrastrutture dedicate per gli studenti, ma deve essere più in generale un'offerta anche del mercato abitativo, che oggi invece è sotto pressione anche per altri motivi. Adesso lei ricordava prima il fatto che ci sono edifici su cui incombono investimenti, magari anche una volta qua, fino a qualche settimana fa avremmo detto, no, dei fondi sovrani magari degli Emirati Arabi, oggi magari hanno qualche altra preoccupazione in più.
che magari fare questo tipo di investimenti, però gli investimenti immobiliari sono stati importanti da parte appunto di questa finanza internazionale, e quindi questa finanza però ha sottratto l'offerta, no, di questi spazi abitativi anche per gli studenti, così come è stato per tutta la parte, diciamo, del turismo, delle piattaforme, no, Airbnb, Booking, insomma, no, tutta questa vendita, no, degli alloggi di spazi abitativi a dei turisti, quindi a dei non residenti, sottraendo quella parte di offerta che era dedicata anche agli studenti e che quindi si sono trovati. Abbiamo Aurelio, professor Corò, siamo riusciti a recuperare Aurelio. Buongiorno Aurelio. Grazie, sì. Guardi che c'è una voce sottofondo che è più forte della sua. Prego. Ecco, adesso non c'è più. Allora, vuole sapere qualcosa? Sì. Ecco, io ho incominciato a lavorare a 11 anni. Ho cambiato 100 mestieri e ho sempre imparato perché mi hanno insegnato. Mi spiego? Tutti quei giovani che ci sono a casa e l'economia, io ho sempre capito, faccio presto perché so che rompo, se no. Vabbè. L'economia di una famiglia dipende dalla base della famiglia, sì o no? Certo. Ecco, se lavora il figlio, lavora il fratello, il papà, lavora anche il nonno, per modo di dire, no? L'economia entra e diventa forte. Se invece ce n'è uno solo che lavora e il figlio non incomincia a lavorare perché questo non le va, io ho fatto tutti i mestieri, sì signore. Aurelio, qual è il mestiere che ti appassionava di più, che ti ricordi più volentieri, che hai fatto? I mestieri? Sì, quello che ti piaceva di più. Sì, te lo dico subito. Io ho fatti tutti fuori che il fannullone e il beccamorto. Io li ho fatti tutti, fuori che il fannullone, che oggi è pagato il fannullone, e il beccamorto. Sì o no? Bravo, ma quello che ti piaceva di più, che ti ricordi di più? Li ho fatti tutti. Perché io in 28 mesi ho cambiato 3 alberghi a Montegrotto o Abano. Lo sai perché? Perché mi davano 300 lire di più dall'altra parte. Mi venivano a prendere e andavo a casa sua e lavoravo. Non ho mai insultato un datore di lavoro perché a me mi hanno sempre dato che mi meritavo. Ho sempre voluto lavorare in regola e oggi percepisco una pensione abbastanza buona perché ho lavorato sempre continuamente. Per ultimo, per finire, dico l'ultimo che ho fatto. Sono andato alla Galdeo di Battaglia Terme come manovale e dopo 4 anni sono venuto fuori come quando sono venuto a casa, dopo 24 anni di lavoro dentro in Galileo, sono venuto fuori come operaio qualificato. Ho imparato tutto dagli anziani, ho imparato perché le stavo presso agli anziani e mi insegnavano a far così, ho fatto 2 corsi serali per imparare a lavorare. Ho tribolato il sonno e oggi che ho 94 anni, fra poco, alla mattina dormo. Quando mi alzo al mattino, quando che mi alzo al mattino mi metto a tavola perché sono qua da solo, faccio colazione e accendo la televisione. E guardo qualche volta voi altri, però a me che mi rompe è quello che si mettono là, i furbacchioni si mettono là e chiacchierano sempre. Non l'industriale che c'era poco fa, che ha parlato molto bene, è venuto interrotto 2 volte. No. Adesso gli diamo la parola subito. Adesso gli diamo la parola subito a Aurelio. Guarda Aurelio, intanto ti faccio i complimenti perché come capite 94 anni e sentire questa forza ancora, la voglia di vivere, di dire quello che è successo. 1 più 1 fa 2, ha detto Aurelio, io lo so, l'ho provato. Grazie Aurelio, chiamaci ancora, mi fa piacere tanto sentirti. Allora Massimo, condivide con te quello che hai detto Aurelio, ecco parole ma soprattutto fatti, sì, prego. Sì, sono la nostra storia questi signori, perché sono quelli che hanno contribuito a fare l'Italia forte. E per quello che dico, non bisogna mai dimenticare, bisognerebbe trovare il ricettario giusto, con le dosi giuste e prendere i ragazzi per poter fare un percorso insieme, senza togliere tecnologia e formazione, assolutamente. Anzi, andrebbe fatta costantemente. Il problema è che abbiamo spostato, come hai detto tu, solo che forse la gente non l'ha percepita, abbiamo spostato l'ago dell'interesse. Allora, mentre al posto di fare le case belle per chi già le case le aveva, potevamo investire quella parte dei soldi del 110 per fare le case, per ospitare i nostri ragazzi e insegnare loro un mestiere e tutto quello che ne consegue. Invece non l'abbiamo fatto, come non abbiamo pensato di proteggere questa categoria che
dovrebbe essere l'eredità, la nostra eredità sono i nostri giovani. Sì. E questo, se abbiamo dimenticato questo, non andiamo da nessuna parte. Tant'è vero che, ti faccio l'esempio, abbiamo pensato in questi ultimi anni, per quanto ci riguarda, a cercare di mettere i patentini e le istruzioni per chi usa una semplice pistola per schiumare, per creare sempre ostacoli e spese inutili, al posto di fare formazione. È un po' come se io vendessi l'aspirapolvere a te, però tu, se la vuoi comprare, ti devo fare il corso di formazione e devi prendere il patentino per usare l'aspirapolvere. È l'assurdo. Mentre invece abbiamo dimenticato di investire sui giovani e fare la formazione, cioè aprire le porte delle imprese, farli entrare dentro e trovare una condizione perché questi ragazzi possano imparare un mestiere. Tutto qui. Professor Corò, un'altra cosa che mi interessa discutere con lei è anche il mondo dei diversamente agili. Io ho i sindacati, perciò non lo dico io, ma me lo dicono loro. I numeri non tornano, non vengono assunti. È un problema culturale, le imprese hanno paura di rallentare, ecco, vedono come una figura diversamente agile, come una figura che non riesce a soddisfare le loro esigenze, correre. Certo. Ecco, lei come vede la situazione? Io li trovo fantastici, lavorano benissimo, quelli che sanno lavorare, prendono i diplomi, però l'inserimento è tutta un'altra cosa. Come mai, professor Corò, siamo ancora culturalmente proprio molto bassi? Confesso che, diciamo, non è proprio un tema che ho analizzato, ho approfondito in particolare, anche se mi rendo conto che è un tema di grande rilevanza, perché riguarda una politica di inclusione che, diciamo, comunque di cui una società ha bisogno, no? Cioè una società ha bisogno di includere tutti i soggetti, dare loro un ruolo all'interno appunto di un gioco di squadra in cui anche alcuni ruoli apparentemente minori però hanno una funzione. Poi sappiamo anche che il lavoro non è soltanto, diciamo, un mezzo attraverso il quale si ottengono delle risorse per vivere, no? Ma il lavoro è anche la propria identità, è il proprio posto nel mondo, no? Il modo con cui noi diamo un contributo alla società, ci riteniamo utili per qualcosa, no? Ecco che l'importanza quindi di includere anche soggetti svantaggiati che rispetto, diciamo, ai normodotati si trovano ovviamente con maggiori difficoltà di ingresso. Diciamo che la legge tutela, almeno formalmente, anche l'ingresso lavorativo, no, da parte di questi soggetti, però sappiamo che questo è molto complicato. Io ho avuto anche alcune esperienze, diciamo, anche personali, familiari, insomma, una nipote, peraltro con una disabilità, no, di motoria, che si trovava con delle difficoltà nell'accesso alle, ad esempio, anche imprese anche diciamo, di un certo valore, di una certa dimensione, magari solo perché non c'erano i servizi che rendevano possibile appunto andare a usarli per chi appunto aveva una carrozzina, no? Segnalo peraltro che tanto questa nipote, bravissima, ha dovuto, e forse anche questo, diciamo, no, un elemento anche questo interessante da notare, cioè ha dovuto cercare lei le condizioni che rendevano accessibile, no, i servizi, ed è andata a insegnare in un'università inglese. Tra l'altro insegna inglese in un'università inglese, quindi per dire che poi, insomma, voglio dire, hanno straordinarie capacità queste persone che non vengono riconosciute o vengono ostacolate anche appunto per, diciamo, dei limiti in parte culturali, in parte non so adesso di che altro tipo, però credo che questo sia invece una grande battaglia di civiltà che bisogna continuare a fare, insomma, a tutti i livelli, credo. Insomma, quindi dalle io piccole cerco alle di grandi farla, imprese, professor Corò. Il problema è che io, professor Corò, mi sente? Le stavo dicendo sì. che io cerco di farla con questa trasmissione, sto cercando di aiutare anche questi ragazzi e ragazze. Il problema è che io non posso entrare in un liceo, che mi hanno invitato naturalmente perché volevano sentire come la pensavo sui giovani, e chiedere ai ragazzi cosa sono i CEOD, e questi ragazzi guardarmi e dire non lo sappiamo. Ma quello che è più grave, poi mi sono rivolta ai professori e ho detto, professore, spieghi lei ai suoi ragazzi cosa sono i CEOD. Non lo sapeva neppure il professore. Capisce che siamo molto molto indietro rispetto alle esigenze che hanno queste persone. Abbiamo visto le Paralimpiadi, ha visto la differenza tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi.
Il problema è molto grave, è gravissimo a mio avviso. Questi ragazzi non possono aspettare in eterno che qualcuno si svegli, oppure come ha fatto sua nipote, che è stata anche fortunata, forse famiglie che li supportano, in grado di gestire. Ecco, e se io non ce l'ho cosa faccio? Capisce, professore, che forse lei ha detto non sono molto preparato in materia, invece lei è molto preparato perché l'ha vissuta, ha detto le cose reali, però anche lei si sentiva un po' a disagio quando la Mirella gli ha fatto la domanda, perché i conti non tornano, professore, non tornano i conti, e queste persone, se hanno un diploma, hanno diritto di lavorare, se all'interno del CEODO riescono a lavorare, questi devono essere assunti in azienda e lavorare in azienda, non lavorare all'interno di queste strutture. Per carità, che se non ci fossero dovremmo inventarle, ma dopo alla fine, se uno è in grado di lavorare, si deve anche assumere, e lasciamo nei CEODO quelli che sfortunatamente non possono, ecco, avere questa possibilità per tante storie. Massimo, come l'imprenditore è così chiuso, così, ecco, culturalmente non preparato per queste assunzioni, tanti colloqui, ma dopo i numeri, me lo dicono tutti i sindacati, perché io li invito tutti, non ci sono. Perché hanno, uno, paura, due, non sono profondamente preparati, e questo è il problema, e lo vedono più come un ostacolo, perché metti una persona, come hai detto tu, i conti devono tornare, non tornano, produce poco, è a rischio, e quindi faccio a meno anche solo di assumerlo. Ti faccio un esempio che secondo me calza a pennello in questa situazione. A San Polo esiste una struttura, io penso che tu la conosci. Casa Vittoria. Perfetto. Casa Vittoria, io ho fatto i serramenti, mi sono innamorato di quel posto per il concetto e il principio nel quale quei locali erano stati fatti. La casa è stata donata a delle famiglie che avevano dei ragazzi portatori di handicap, perché sono dei down, e oggi lavorano all'interno, sono persone straordinarie, perché io vi invito ad andare a cena o a solo vedere che cosa fanno questi ragazzi, hanno sempre un sorriso. Qualsiasi cosa... E bravi a lavorare. Eccezionali. Boh. Allora, per dirti, chiudo, sono le famiglie che hanno costruito tassandosi. Non so se hai capito. Certo. Pubblicità. Siamo con Massimo Zappia, imprenditore, col professor Giancarlo Corò, economia internazionale. Non sono, Massimo, però questa cosa che tormenta Mirella, che quando vede questi genitori piangere, quando i figli gli chiedono: ma papà, che fine farò io? Perché se questo è il mio futuro, ecco, perché sono ragazzi di una sensibilità incredibile. Ecco, questi colloqui fanno 1, 2, 3 colloqui, ma dopo l'assunzione non arriva. No, perché... Ecco, noi dobbiamo pur parlarne, perché se tutti stanno giro, io non so se tanti ne parlo, ma mi sembra di essere nella luna quando tocco questi argomenti. Prego. Sì, è come se il problema non ci toccasse, esatto. Cioè siamo nella totale indifferenza, quindi sono gli emarginati, quelli dimenticati. In effetti quando nelle imprese vengono assunti perché uno, sono obbligati, oppure perché hanno delle agevolazioni, ma non perché vogliono insegnare al loro mestiere con pazienza. Lo so che possono essere problematici, ma voglio dire, chi non lo è oggi? Anche un ragazzino alle prime armi ti può far cadere il vassoio la prima volta o andare a sbattere contro una porta, certo. Eppure ti va bene lo stesso. Perché questi ragazzi non possono essere la stessa cosa? Devi avere un po' più di pazienza, ma perché il problema non ci tocca direttamente. E allora cominciamo a dimenticare. È un po' quel discorso che ti volevo già fare all'inizio, siamo diventati un po' tutti più freddi, tutti più distanti. Una volta ci si aiutava di più, si imparava, tu venivi da me, io ti insegnavo. Come ha detto il nostro Aurelio. Bravissimo, che sono parole veramente che devono essere scolpite. Abbiamo dimenticato questo senso, quindi quando tu hai un problema, il problema è tuo, non mi riguarda assolutamente. Ti rendi conto dove stiamo arrivando, Mirella? Allora andiamo a vedere questo allarme imprese per la guerra, andiamo a Trieste e poi sentiamo anche i nostri ospiti. Attenzione che gran parte delle merci in questo paese viaggiano alla fine su automezzi, su camion, di conseguenza il trasporto di una qualsiasi merce che va dalla medicina al prodotto da supermercato subirà inevitabilmente
un aumento, perché o l'impresa decide di mangiarsi ma non ce la fa, l'aumento e quindi erodere la parte di utili ma non sta in piedi, oppure deve scaricare sull'utente finale, quindi sempre noi famiglie, l'aumento. Paga il consumatore finale sempre, paga chi acquista il prodotto finito, non c'è niente da fare, per cui da una popolazione che già era in crisi sui consumi interni per mancanza di liquidità, drenata da inflazione che c'era, che adesso non c'era più ma potrebbe ritornare da altre spese, da altre tasse, da altre cose. Oggi dare un colpo così alle famiglie vuol dire bloccare l'economia del paese. Noi l'Italia vive di consumi interni, se blocchiamo le tasche degli italiani si bloccano tutte le attività, quelle che sono rimaste attività. Dopodiché dobbiamo anche combattere tutti i fenomeni speculativi che sono in atto. C'è chi ci vende oggi il gasolio a 2,60 euro in autostrada, andrebbe indagato per aggiotaggio, perché tutta questa gente naturalmente nelle loro cisterne, nelle loro raffinerie non hanno certamente il petrolio pagato ai prezzi. E questo è quello che poi sentono anche i cittadini sulle loro tasche, nella loro quotidianità vivono, e chiaramente poi vedono per esempio la vicina Slovenia dove vengono ridotte le accise per compensare gli aumenti. Segnalo una circostanza, che la Slovenia ha una buona quota di energia prodotta attraverso il nucleare e quindi siamo un paese vulnerabile, anche perché abbiamo inconsapevolmente o consapevolmente fatto delle scelte drammaticamente sbagliate nel passato, e c'è una responsabilità collettiva delle classi dirigenti e dei cittadini italiani che hanno espulso la chance del nucleare. E poi c'è la sorpresa finale che è nascosta. La BCE ha intenzione, questa la danno al 70% di probabilità, di fare due scatti di aumento del costo del denaro, quindi aumenterà il costo del denaro, significherà che per l'impresa l'accesso al credito diventerà più costoso, quindi l'impresa pagherà di più per avere il denaro. E poi, visto che abbiamo gli aumenti degli energetici, ormai siamo tristemente esperti in questo, si ritiene che aumenterà anche l'inflazione e conseguentemente ci sarà un aumento complessivo di tutti i prezzi. Ecco perché parto dalla mia affermazione iniziale triste, si sta prefigurando una tempesta perfetta. Professor Corò, sono parole che fanno molto riflettere, speculazione, dovrebbero essere indagati subito chi fa questo aumento di prezzi, ma in questo paese ognuno si alza al mattino, fa quello che vuole, tanto qual è il problema? Prego, professor Corò. Beh, la situazione è chiaramente complicata sul fronte energetico, tra l'altro non solo su quello mi permetterei di dire, perché insomma nel quadrante medio orientale, non so se anche appunto l'imprenditore Zappia, anche lui diciamo aveva magari diversificato i mercati cercando appunto anche uno sbocco, non so, magari questo lo potrà dire, i mercati appunto come l'Arabia Saudita o come gli Emirati Arabi Uniti, nei quali voglio dire l'Italia esporta insieme un po' più di cos'è, insomma sui 14-15 miliardi a livello italiano, tanto con una buona esposizione proprio anche del Veneto, tanto nei settori anche tipici del Made in Italy, tra cui anche quelli del mobile, del design, visto diciamo lo sviluppo immobiliare che c'è stato. Tra l'altro va anche ricordato che dal punto di vista della bilancia commerciale noi esportiamo su quei paesi più di quanto importiamo, anche in termini appunto di risorse energetiche. Questo anche per dire che certamente è un quadrante diciamo critico dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici, però va anche detto che rispetto a precedenti crisi, non so, quelle degli anni 70, dei primi anni 70, poi appunto alla fine degli anni 70 quando c'è stata la rivoluzione iraniana, dal 79 poi si è diciamo insediata questa Repubblica Islamica. No, diciamo la situazione è molto cambiata dal punto di vista energetico, quella che si chiama l'intensità energetica dell'economia, cioè che se vogliamo il rapporto tra i consumi di energia, in particolare di energia da idrocarburi, e il prodotto interno lordo, questo si è fortemente ridotto. Tenete conto che nei paesi industriali avanzati, anche in ragione del fatto che l'industria ha perso un po' di ruolo, anzi non solo un po', ne ha perso tanto in termini di valore aggiunto, in termini di occupazione, in termini di attività,
I consumi di idrocarburi sono praticamente rimasti costanti dalla fine degli anni 70 ad oggi, mentre il prodotto interno lordo è triplicato. Questo per dire che certamente ci dobbiamo preoccupare, però diciamo le preoccupazioni dovrebbero essere un po' ridotte rispetto a precedenti crisi, perché abbiamo imparato insomma intanto a produrre l'energia in modi diversi, ancorché certo abbiamo perso la filiera nucleare, anche se non è detto che non possa essere recuperata magari in modi più moderni, anche dal punto di vista tecnologico, anche delle economie di scala, con una maggiore magari anche diversificazione e una riduzione forse anche dei rischi, ma poi appunto ci approvvigioniamo oggi da molti altri mercati e da altre fonti, no? Non solo rinnovabili, ma anche dal punto di vista geografico diverso. Quindi secondo me oggi siamo molto più tutelati. Bisogna essere tutelati anche, e chiudo poi, insomma, sul lato appunto anche di controlli per evitare appunto le speculazioni di cui abbiamo visto, secondo me più forse frutto anche di un nervosismo del mercato che forse di una consapevole coordinata azione appunto di tipo speculativo. Su questo però c'è anche un ruolo importante che la politica può svolgere. Sentivo parlare, si sente adesso, ma anche dei ospiti e nelle interviste che abbiamo sentito, nelle dichiarazioni, relativamente a questo delle aliquote all'interno delle cosiddette accise, insomma, che incidono fiscalmente sul prezzo, ad esempio, della benzina sull'ordine del 60, se non anche di più per quanto riguarda il gasolio, no? Quindi c'è un 60% che poi in un qualche modo sarà anche utilizzato per rimodulare il prezzo finale, cercando di stabilizzarlo. Questo voglio dire, chiudo sul serio, che in realtà andrebbe fatto anche quando il prezzo del petrolio, speriamo tra non molto, tornerà nuovamente a ribassarsi, no? Perché se si ribassa anche questo, secondo me, non dovrebbe essere fatto abbassare troppo, no? Proprio per dare una maggiore stabilità e quindi magari quando si stabilizza tenere più alte le aliquote, accumulando risorse che servono poi quando invece il prezzo del petrolio dovesse nuovamente alzarsi. Questa stabilizzazione su un prezzo non troppo basso, diciamo dei prodotti derivanti dagli idrocarburi, che sia petrolio che sia anche il gas, io credo insomma dovrebbe servire anche a prevedere con maggiore affidabilità gli investimenti per sostituire gli idrocarburi. Perché se ci siamo trovati negli ultimi anni con un forte, dopo la crisi energetica conseguente all'invasione russa dell'Ucraina, poi in realtà un nuovo abbassamento dei prezzi, e insomma alla fine, come dire, è difficile anche fare delle previsioni su degli investimenti su energie rinnovabili. Ecco, teniamo conto che insomma invece l'energia elettrica già oggi in Italia per il 40% non viene da idrocarburi, no? Però il 60% sì, io credo che ci si possa lavorare. Il problema riguarda i trasporti, come giustamente veniva sottolineato, invece per i trasporti insomma il 95% è ancora dipendente da idrocarburi. Forse anche su questo tutta la polemica che c'è stata anche sulle politiche europee per l'elettrificazione del parco veicolante, forse bisognerebbe anche questo un po' riconsiderarlo e pensare che magari il passaggio all'elettrico anche di una parte significativa della mobilità, magari intanto quella civile, poi vedere anche quella più propriamente commerciale, potrebbe ridurre le nostre esposizioni. Eppure io ho avuto un fisico anche molto competente in trasmissione diverse volte e lui ha detto: non parliamo di nucleare in Italia, non sapete neppure di cosa si parla. Ecco, lasciate perdere perché non siamo in grado di gestire questa cosa. L'ha detto, ha fatto degli esempi anche molto importanti, adesso io non me li ricordo, ma so che lui ha fatto anche degli esempi fondamentali, è inutile che ce la raccontano, parlano delle persone che non sanno di cosa parlano, non sanno neppure cosa vuol dire nucleare. Non siamo in grado di gestirlo, Massimo, ma è vero che non saremo in grado di gestirlo? Molti politici, anche governativi, dicono invece che il nucleare si dovrà prendere in considerazione. Tu cosa ne pensi come imprenditore? Io penso che l'Italia non abbia la struttura per ospitare delle centrali termonucleari, perché abbiamo delle città molto ammassate con dei paesini, mentre immagino che per una centrale termonucleare servano degli spazi non abitati, perché se poi dovessero succedere certe cose diventa difficile da gestire. Noi abbiamo un altro tipo di patrimonio che è ancora quello storico, è ancora quello monumentale. Io penso che il problema
problema fondamentale sia questo, non solo di cultura, perché abbiamo anche di visto costi, lui diceva, faceva degli esempi di costi perché, inimmaginabili. Sì, soprattutto dei costi, perché noi non abbiamo una situazione patrimoniale di tutto rispetto. In effetti volevo aggiungere a quello che ha detto il professore che tutto questo si va poi a aggravare sulle merci, perché il trasporto oggi in Italia viene ancora molto su ruota. Avete visto gli ortaggi? Al mercato il carciofo è al 110% rispetto a 2 settimane fa, quindi è vero l'elettrico, ma le macchine elettriche costano molto, quindi bisogna poi comunque comprarle. C'è tutta una situazione. E smaltire tutto poi, tutto quello che si ne va deriva. a ingarbugliare, hai capito? E quindi tutti questi aumenti che adesso subiranno sul gasolio, sul riscaldamento, non dimentichiamo. Per fortuna che sta arrivando la primavera, bravissima, è l'unica cosa che ci salva. Perché se andiamo a vedere va a gravare su una situazione già molto appesantita, quindi almeno io sono personalmente preoccupato, perché guardando anche i dati della disoccupazione, della cassa integrazione che sono in aumento, faccio 2 più 2 e i conti non tornano, Mirella, come hai detto tu. Professor Corò, come ci saluta? Ormai abbiamo terminato il tempo, prego. Sì, no, tanto sul nucleare posso anche essere d'accordo che l'Italia non si presta molto. In realtà noi il nucleare, come sappiamo, lo utilizziamo comprandolo in realtà dalla Slovenia oppure dalla Francia. Mi risulta che la centrale termonucleare slovena sia più vicina a Venezia di quanto lo fosse, non so, Caorso, per dire, no? Quindi alla fine, insomma, in realtà i problemi un po' li abbiamo esternalizzati, ma non li abbiamo eliminati, no? Quindi poi continuiamo a utilizzare. Io credo che dal punto di vista tecnologico ci siano stati degli avanzamenti che rendono forse possibile riconsiderare magari appunto anche delle centrali minori, no? E tra l'altro con appunto ovviamente condizioni di sicurezza necessarie. Tanto se noi dobbiamo guardare alla transizione verso l'elettrico, temo che un qualche investimento anche su questa energia sia necessario. Certo. Però credo che bisogna anche saper guardare, io direi anche con un po' di fiducia, no? Anche le crisi sono anche grandi momenti, occasioni di apprendimento e di innovazione, no? Ad esempio oggi ci troviamo di fronte e nel mezzo dell'ennesima crisi, una crisi intanto anche geopolitica e di tensione, ma anche una crisi energetica, anche se, come dicevo prima, di minore intensità rispetto alle precedenti, però cerchiamo di sfruttarla per rilanciare tanto un nuovo modo di regolare i prezzi anche appunto dei prodotti di derivazione degli idrocarburi, no? Quindi con aliquote o accise che siano mobili, che tendano a stabilizzare questo prezzo, rendendo possibile invece degli investimenti che sostituiscano questi prodotti, rendendoci alla fine anche più autonomi e più sicuri, no? Oltre che certamente magari meno inquinati, quindi anche questo credo sia un tema che dobbiamo quindi guardare con una certa attenzione, e questo potrebbe essere anche occasione tratto di nuovi lavori intelligenti che mettano insieme, eravamo partiti da questo, scienza e capacità anche di trasformazione, di traduzione, anche di manualità. Grazie veramente, grazie professor Giancarlo Corò di essere stato con noi. Massimo Zappia rimane, pubblicità. È presente un altro ospite graditissimo che è Franco Tagliente, animatore sociale. È rimasto con noi anche Massimo Zappia, imprenditore, visto che è venuto da abbastanza lontano, è giusto anche che fa la strada, visto che è in presenza, e veramente dare la possibilità di parlare. Allora, sentiamo cosa ci racconta Franco Tagliente, animatore sociale. Cosa vuol dire Tagliente? La figura è un termine così generico. Riguarda tutti coloro che sentono la responsabilità di impegnarsi tutto ciò che riguarda il senso civico, tutto ciò che riguarda la collettività. Quindi ciascuno può dare il suo contributo in un modo piuttosto che un altro per far sì che alcune questioni che riguardano tutti il bene comune siano affrontate e siano risolte quanto più con il contributo di tutti e non soltanto delegandolo a degli ambiti politici che purtroppo, soprattutto negli ultimi decenni, hanno dimostrato di non essere all'altezza della situazione. Quindi un senso di democrazia partecipativa che chiama i cittadini
a dare il loro contributo. Quindi sotto questo profilo l'impegno sociale è di tutti, uno dei quali sono anch'io. Saluto anche e ringrazio la dottoressa Emanuela Ambrec, responsabile progetti sanitari Fondazione Francesca Rava. Piacere rivederla, dottoressa, mi fa veramente piacere, perché parleremo appunto di sanità minorile, di progetti sanitari per la collettività. Ecco, come vede lei la situazione? Non ha, se ha sentito quello che ha detto Franco Tagliente, ecco, l'importanza, ecco, di unire le forze, siamo tutti là, ognuno ha il proprio ruolo, ma la squadra è fatta di tanti giocatori, ognuno deve avere un proprio ruolo. Prego, dottoressa. Sì, buongiorno, intanto grazie per avermi ospitato anche quest'anno. Ho sentito le parole e proprio pensavo come sia anche il nostro modo di lavorare, unire le forze, lavorare in rete e creare degli obiettivi in comune è fondamentale nel terzo settore, che è il settore all'interno di cui noi collaboriamo, ma in generale per creare, come diceva il dottor Tagliente, una responsabilità sociale. Quindi noi come Fondazione Rava crediamo in questo tantissimo, sia nelle vecchie che nelle nuove generazioni, quindi fare in modo che le persone si sentano sempre più appartenenti ad un nucleo molto coeso ed ognuno faccia la propria parte. Insomma, questo è quello che noi cerchiamo di fare e anche di trasmettere poi alle nuovissime generazioni con cui lavoriamo. Quello che volevo capire, dottoressa Ambrec, cosa sta succedendo nel mondo? Abbiamo 77 guerre, muoiono tantissime fragilità, bambini, famiglie, giovani, meno giovani, diversamente agili, che non possono neppure scappare per l'avidità di questo uomo che non gli basta mai, ecco, vuole sempre allargare di più quel suo orizzonte, ma per quanto riguarda il business, non per quanto riguarda il bene delle comunità nel mondo. Voi che siete nel mondo, cosa vedete? Che messaggi stanno arrivando? Per me, per i giovani sono messaggi devastanti, tanto è vero che sono loro che protestano contro la guerra, che scendono nelle piazze, sono i nostri giovani, perché loro ci tengono molto al loro futuro, al clima, e sono loro che protestano. Prego. Microfono, microfono. Eccoci, sì. Ecco. Sì. Allora, innanzitutto noi lavoriamo in moltissimi paesi in via di sviluppo e quindi sono paesi che ovviamente sentono tantissimo questa differenza tra il nord e il sud del mondo e quindi ne risentono molto in termini di difficoltà, di difficoltà sociali, difficoltà geopolitiche. Quindi noi abbiamo comunque la voce che arriva da quella parte del mondo, Haiti, Repubblica Dominicana, Honduras, dove di fatto purtroppo le decisioni che avvengono in una parte del mondo in un modo o nell'altro vanno a ricadere su di loro e nella maggior parte dei casi in maniera, diciamo, non adeguata. Quindi quei paesi lì sono a nostro parere sempre più isolati. Haiti sta vivendo ormai una situazione di isolamento totale, dal 2019 sta vivendo una situazione di guerriglia civile interna e pochi lo sanno, quindi l'interesse di queste persone di cui lei parlava non vanno su quei paesi che invece richiedono una grandissima attenzione. Quindi in primo luogo noi viviamo questo, quindi una politica che si concentra su una parte del mondo e una parte del mondo che è sempre più dimenticata, e questo è uno. Per quanto riguarda i giovani, noi lavoriamo tantissimo con i giovani e ci rendiamo conto di come i giovani siano desiderosi di fare, abbiano desiderio di sentirsi qualcuno nella propria società e di fare qualcosa. Infatti noi abbiamo un programma che va avanti da molto tempo che si chiama Non siamo indifferenti, facciamo la differenza, e questo proprio è un po' una sorta di slogan di quello che vogliamo fare, cioè i giovani devono essere in grado di percorrere le proprie strade e anche di andare contro quando è necessario e di esprimere il loro pensiero. Noi personalmente come Fondazione Rava e come il terzo settore lo facciamo fare loro attraverso delle azioni di volontariato, quindi mettendosi a disposizione, mettendosi al servizio, e secondo noi anche questo è un modo per dire la propria, quindi mettersi dalla parte degli ultimi è comunque prendere una posizione, e noi lo facciamo in questo modo, quindi dando loro gli strumenti per mettersi a disposizione dei più fragili, dei più vulnerabili.
Massimo Zappia, come imprenditore, cosa vuoi dire, cosa stai vedendo, cosa sta succedendo? È un tema molto profondo quello che stiamo toccando, perché è fondamentale, perché diciamo che anche l'assunzione e le persone che lavorano in un'azienda, che sono i ragazzi, passano attraverso un'educazione, una formazione e tutto quello che prima abbiamo parlato. E mi sto rivolgendo anche un po' alle parole che ha detto il signor Franco, dove l'educazione civica secondo me è fondamentale. Abbiamo un po' dimenticato di fare un po' i genitori perché c'è meno tempo, dobbiamo sempre correre, non bastano mai i soldi, si deve arrivare a fine mese, i costi che sono sempre esagerati, la stiamo vedendo con la guerra, quindi forse ai figli gli stiamo anche lasciando un po' lo sbaraglio e quindi invece il nonno insegnava che una pianta quando deve crescere un pochino va istradata e va messo il bastoncino perché cresca rigogliosa e bisogna seguirlo. Invece stiamo dando ci stiamo giustificando dicendo ma sì, la società, ci sono i social, vai, fai, guardi. E quindi abbiamo dimenticato forse di fare la parte giusta, che è insegnare quello che è giusto insegnare ai figli, per fare in modo che loro affrontino le difficoltà del mondo, le difficoltà del lavoro e si possano presentare alle imprese con lo spirito giusto, perché si passa sempre da lì, si passa dalla famiglia. Andiamo a vedere questo allarme di giovani, andiamo a Treviso, poi lo commentiamo con i nostri ospiti. 812 giovani che nel 2015 si sono rivolti ai centri di salute mentale del distretto di Treviso. 132 sono stati ricoverati nei reparti di psichiatria, numeri allarmanti quelli diffusi dall'ULSS 2 della Marca trevigiana in relazione al disagio psicologico manifestato dai ragazzi. La fotografia di una richiesta d'aiuto alla quale è necessario dare risposte. Complessivamente i giovani under 24 che sono stati accolti dai CSM di Mogliano, Oderzo, Treviso e Villorba rappresentano ormai il 20% di tutti i pazienti assistiti, con una crescita costante che ha raggiunto punte del 10% ogni anno. E al disagio psicologico sono collegati l'abuso di sostanze, gesti di autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia, facce diverse della stessa drammatica richiesta d'aiuto, alimentata spesso dall'isolamento digitale. I numeri di Treviso rispecchiano la situazione nazionale. Secondo il Consiglio Nazionale Giovani, 7 ragazzi su 10 sentono il bisogno di un supporto psicologico, ma meno della metà riesce ad ottenerlo. Proprio per rispondere a questa nuova emergenza, l'unità di psichiatria del distretto con il Comune di Treviso ha organizzato una serie di incontri. Venerdì alle 15 a Palazzo dei 300 il primo, dedicato ai bisogni psicologici dei giovani. Incontri aperti a tutti, che sono anche l'occasione per conoscere i servizi attivi sul territorio. Allora, sentiamo Franco Tagliente, ecco, visto quello che ha detto prima, anche come commenta quello che ha sentito. Ma questa drammatica situazione, perché drammatica è, io credo che sia riconducibile almeno a tre aspetti. Il primo ha a che fare con l'approccio della istruzione. Il ministero si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito. Già in questa definizione c'è l'origine del problema. Si concepisce il rapporto con il ragazzo come un rapporto istruttivo. Platone diceva: non dobbiamo riempire secchi ma accendere fuochi. E invece la scuola italiana è ancora, nonostante siano passati più di un secolo dalla Montessori e da Steiner, quindi scuola montessoriana e scuola steineriana, ancora, nonostante ci siano stati dei progressi, ancora ci si ostina a concepire la scuola come un luogo dove i ragazzi vengono istruiti. Ci mancherebbe altro che aggiungere anche ammaestramento, vengono ammaestrati, quindi vengono riempiti di nozioni, cognizioni, anziché pensare al loro sviluppo educativo e considerarli come soggetti e non come oggetti. Questo cosa implica? Implica che i ragazzi acquisiscono sì nozioni, però non sono aiutati a sviluppare le loro facoltà interiori, non sono aiutati nei loro processi evolutivi.
Questo è il primo aspetto. Poi su questo chiaramente si potrebbe parlare moltissimo, che poi ha a che fare con gli approcci degli insegnanti, quanto gli insegnanti realmente hanno la possibilità di migliorare se stessi, quanto loro siano costretti a seguire dei programmi, quindi rigidità assoluta e non elasticità, eccetera. Faccio solo un esempio, visto che tu prima parlavi di educazione civica. Certo. È stata inserita nella scuola italiana da qualche tempo l'educazione civica, come se fosse una novità. È stata persa molti anni fa. C'era, l'hanno tolta, l'hanno rimessa. Bene, allora io ho potuto approfondire questa questione. Non esiste un insegnante di educazione civica. Nelle scuole non c'è l'insegnante di educazione civica, perché l'idea è che l'educazione civica sia una competenza, chiamiamolo così, di tutti gli insegnanti. Quindi ciascun insegnante dovrebbe preoccuparsi dell'educazione civica, ciascuno per la sua parte. Questo da un punto di vista teorico sarebbe anche un aspetto positivo, perché vorrebbe dire che se ne fanno carico responsabilmente tutti gli insegnanti, così sarebbe molto positivo. Se non che i singoli insegnanti hanno un problema, che è portare avanti il programma. Quindi il programma diventa l'elemento centrale del loro impegno nel rapporto con i ragazzi, e quindi tutti gli aspetti di educazione civica, e non soltanto civica, che richiederebbero degli approfondimenti, richiederebbero del tempo, vengono trascurati. Quindi la soluzione non può che essere un'altra, perché questa non è la soluzione. Se si vuole aiutare i ragazzi ad affrontare tematiche di educazione civica, bisogna creare le condizioni perché all'interno di ogni classe ci sia uno spazio dedicato esclusivamente all'educazione civica. Abbiamo Ugo da Treviso, poi continuiamo. Vai Ugo. Buongiorno a tutti, Ugo da Treviso. Buongiorno. Vorrei interferire, se mi è consentito il termine, con quel signore a pullover rosso. Sì. Sinceramente mi lascia un po' perplesso. Io ho insegnato per 40 anni in diversi tipi di scuole, dall'università fino a istituti tecnici per geometri. Sinceramente non ho capito se lei ha l'idea chiara della funzione del docente e della famiglia o se per caso confonde l'una con l'altra. Vuoi dire qualcos'altro, Ugo, o basta così? Nient'altro, tutto qua, perché sinceramente sono rimasto un po' sorpreso. Allora aspetta, stai in linea Ugo, perché è interessante la domanda che fai. Tagliente, come commentiamo? Ma dalle sue parole, Ugo, io credo che lei concepisca il ruolo del docente come un ruolo di chi deve trasferire delle conoscenze, un ruolo assolutamente concepibile, solo che non può essere esclusivo. Non si può pensare che l'educazione dei ragazzi sia solo appannaggio dei genitori o della famiglia. C'è un antico detto che dice che l'educazione dei ragazzi è compito del villaggio, quindi è compito di più persone, più entità, sicuramente i genitori, ma non è marginale il compito degli insegnanti, tanto più insegnanti che incominciano le scuole elementari, per non dire all'asilo, per dopo andare alle superiori. Chiaro che all'università la questione è di diverso aspetto. Lei mi parlava di essere stato docente universitario e quindi penso che un docente universitario abbia altri compiti che non quello di preoccuparsi dell'educazione, già che i ragazzi quando arrivano all'università già dovrebbero avere raggiunto una certa maturità. Ugo, ma rimane... devo correre perché sennò non ce la faccio. Ugo, vuoi aggiungere qualcosa? Una sola cosa. Secondo lei un personaggio come il sottoscritto, media di 75 studenti a mia funzione di docente, come cavolo faccio a educarli? 75 studenti media giornaliera di 6 giorni alla settimana. Come faccio ad educarli? Altro problema. Me lo vuoi spiegare lei? Ah, certo. Grazie Ugo, molto chiaro. Ringrazio invece di questa importante telefonata, però volevo sentire anche cosa ne pensa la dottoressa Emanuela Ambrecht,
è caduta la dottoressa Ambre, che poi sentiremo cosa ne pensa, perché io penso che questi progetti sanitari riguardano anche i progetti scolastici. Siamo sempre là, è tutta una squadra che deve girare attorno al famoso villaggio, ecco, il villaggio per crescere bene, per crescere educato, per crescere anche colto. Io sono convinta che abbiamo bisogno di ascoltare di più questi ragazzi, ecco, non è possibile che dicano che questi ragazzi non abbiano voglia di far niente, che sia passato questo messaggio, prima lo diceva anche Massimo Zappia, ecco, non li vedo curiosi. Non è vero, è perché non li andiamo a prendere. Loro sono eruditi più che colti, hanno questa creatività, ma ce l'hanno dentro. Qualcuno deve tirargliela fuori, e non può farlo solo la famiglia e la scuola, è il villaggio che deve creare questo. Prego Massimo. È giusto, è corretto quello che dici, infatti per quello che ti ho detto li vedo spenti, li vedo con poca curiosità, e forse hai ragione tu, la responsabilità è un po' della comunità, perché si sta facendo anche confusione, è difficile fare il genitore, è difficile fare il docente, è diventato tutto difficile, è complicato. Oggi se metti magari una regola rischi una denuncia, perché magari questo è un altro contesto. Penso che sia una situazione molto complicata e anche parzialmente delicata, se vogliamo, perché una soluzione la dobbiamo trovare, perché se no si va sempre verso il basso e mai verso l'alto. Qui c'è il degrado. Dopo queste scene che vediamo alla televisione, che siamo in piena, sembra una guerra, cioè ormai i ragazzi si fanno la legge da solo, si giustificano, picchiano, diventano violenti, perché poi è un passo a diventare violenti, è proprio un passo la violenza. E io penso che questo sia uno dei temi importanti da mettere sulla cattedra, e non può essere solo la politica, perché la politica è ferma fino a lì. Poi tocca al villaggio. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Mirella, come se che va a finire la storia di che signora, no signora, neanche a donna non facciamo. Quel discorso dell'insegnante di Roma. L'insegnante. Ma cosa si deve dire? La figlia di sedicenne e anche i suoi nipoti. Pedofili al massimo, perché arrivare a questo punto qua. Io spero che gli rifaccia fare una visita, non dico psicologica, di più ancora, ma non voglio dire, mi dà fastidio quella parola, però dovrebbero fare quelle cose lì, arrestarli intanto prima di tutto, levare a quelli a Guarda, quella là sono in carcere, una a Rebibbia e una a Venezia, perciò alla Giudecca, sono in carcere. Adesso c'è un'inchiesta in corso, Giusy, sentiremo, perché giustamente quando c'è un'inchiesta in corso meglio... E dovrebbero fare i nomi e cognomi, Mirella, in televisione, almeno la tengo distante se la vedo per strada. No, Giusy, sbagli, Giusy, ci sono dei minori, vengono individuati subito i minori se fanno i nomi, dovete stare attenti quando ascoltate bene. La privacy c'è per tutelare i minori, questi bambini, questi ragazzini, che non ne possono perché niente. se fanno i cognomi li individuano solo, è la mamma di, è la zia di, lo fanno, Giusy, per tutelare loro, non per non fare, ecco, sono questioni delicatissimi, sono traumi che, se sono veri, questi bambini si porteranno fino alla fine della loro esistenza. Senza è inutile che ce la diciamo, sono traumi terribili, pensate. Vedremo cosa dirà l'inchiesta. Vediamo se è tornata, grazie cara Giusy, la dottoressa Ambrek, eccola qua. Dottoressa, ecco, non so se ci ha seguito. Chiedo scusa, avevo perso la connessione. Eccoci. Ecco, prego dottoressa, ecco, questi giovani, ecco, nel mondo, l'educazione, a chi spetta, e si parlava del villaggio, a tutti spetta un pezzettino, perché sennò se ognuno delega a qualcun altro non ne andiamo fuori. Questi giovani molto eruditi, più che colti, con una creatività incredibile, e questa forza che hanno all'interno, che prima o dopo, se qualcuno non gliela tira fuori, ecco, succede che diventa una rabbia incontrollata. Questi messaggi che arrivano, questi influencer, hai il mondo in mano, vai. Prego dottoressa, lei invece che tocca con mano quello che ha detto, la realtà di un paese, di paesi abbandonati a se stessi. Prego.
Esatto, sì. Allora, intanto ascoltando il dottor Tagliente prima mi è venuto in mente che noi proprio la settimana scorsa abbiamo partecipato a un importante convegno alla Camera dei Deputati a Roma proprio sull'isolamento sociale degli adolescenti e noi abbiamo portato la testimonianza dei... Vai, viene la voce, dottoressa. Niente, si è bloccata. Allora andiamo a vedere, vediamo se ho trovato la foto che chiedevo. Non mi dicono niente, eccola qua. Allora io volevo far vedere questa foto, voi sapete quanto male mi fa questa foto. E dopo questo bambino ne troveremo un altro, quel bambino di 2 anni, che è caduto in acqua, è scivolato dalle braccia della mamma, nell'indifferenza totale di chi dovrebbe intervenire. Avete visto che armi sofisticate hanno per individuare il punto da colpire. È possibile che non riusciamo a individuare? Avete visto con che barche arrivano? Avete visto? Avete visto quella? Lasciate la foto per cortesia, non toglietemela. Questo bambino che deve far riflettere Massimo, Zappia, Tagliente. Questo bambino, quanti bambini troveremo, quanti bambini ci sono nelle spiagge abbandonati a se stessi perché nessuno se ne occupa. Stanno diventando dei numeri questi bambini, io non sopporto parlare di numeri e questa foto dovrebbe veramente entrare nel cuore di tutti noi. Sono i nostri bambini, indipendentemente da dove arrivino, da come arrivino, sono i nostri bambini. Tagliente, ma si può vedere ancora e fra poco troveremo questo bambino di 2 anni, prima o dopo le acque e il mare lo farà ritrovare, spero almeno, di dare una sepoltura dignitosa, ma si può vedere queste cose nel 2026 col ben di Dio che c'è nel mondo, anche nelle loro terre. Ritorno a quello che ho detto prima, Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'espressione del merito è stata introdotta nel novembre del 2022 dal governo Meloni. Questa espressione è di una equivocità incredibile perché evoca la competizione anziché la collaborazione. Quindi il merito è di chi arriva prima, arriva meglio, arriva di più. Cosa ha a che fare questa espressione con la tragicità di queste immagini? Ha a che fare con i genitori di questo ragazzino e tutti coloro che per raggiungere una condizione di miglioramento nella quantità e non soltanto nella qualità corrono dei rischi incredibili perché sono abbagliati dalla ricchezza del mondo occidentale, credono che qui ci sia il benessere per tutti e quindi si espongono a questi rischi. Ma è questo il prodotto della nostra civiltà. Siamo noi che abbiamo creato le condizioni perché tutti sia spinti ad avere di più e meglio e quindi a concepire l'economia come uno strumento di arricchimento individuale a svantaggio di altri, al merito proprio. Dottoressa Ambre, che è tornata, ho preso questa foto perché è una foto che dovrebbe far riflettere, pensare. Fra poco troveremo altri bambini, quel piccolino di 2 anni sfuggito dalle braccia della mamma, fra poco le acque, il mare ce lo farà ritrovare, spero. Lei di questi bambini, voi ne vedete tantissimi nel mondo, ecco, però sono dei numeri, chi se ne frega, è un mondo che non mi appartiene, che non conosco, io guardo l'altra realtà. Ecco, cosa le fa venire in mente questa foto terribile, ma che io ogni tanto la riprendo, perché la storia è storia, va ricordata, non va dimenticata. Questo bambino non deve essere dimenticato, perché rappresenta migliaia di bambini che muoiono anche in questo momento nel mondo per l'avidità di pochi rispetto mentre alla disperazione del mondo intero che dice no. Prego, dottoressa. Sì, noi questi bambini li conosciamo bene, questa immagine mi fa venire in mente anni fa quando lavoravamo con la missione Mare Nostrum nel mare di Sicilia accanto a Marina Militare e con i nostri medici
abbiamo salvato molti bambini che affrontavano il mare con le loro famiglie e purtroppo molti bambini non si sono salvati e molti sono state il personale medico che è tornato e che ci ha raccontato di mamme che vedevano i loro bambini a pochi metri di distanza portati via dal mare. Questa cosa è una cosa che ci ha sempre ferito profondamente ed è una cosa che succede nel mare ma anche sulla terra. Moltissimi sono i bambini che vengono portati via dalle loro mamme in età giovanissime. Questo è straziante, questo ovviamente lo dico anche come madre, è un dolore inimmaginabile. Per questo noi pensiamo che sia molto importante invece andare a lavorare proprio sui giovani, tornando magari un attimo anche al servizio che abbiamo visto prima. Appunto raccontavo che noi la settimana scorsa siamo stati a un convegno a Roma alla Camera dei Deputati molto importante, in cui si parlava dell'isolamento sociale dei giovani e veniva raccontato come, ed è un dato che a noi ci ha colpito molto, che l'isolamento sociale colpisce molto le ragazze, soprattutto più che i maschi, e molto più nelle città che nei paesi. E questo ed inoltre spesso il motivo è proprio la pressione scolastica che sentono queste ragazze. Quindi questo ci ha fatto molto pensare come effettivamente sempre più le nuove generazioni si sentano isolati, e invece sarebbe bello che capissero davvero qual è il ruolo importante che hanno nel loro mondo e la bellezza, perché noi che lavoriamo con i giovani sappiamo di quanto siano belli questi giovani, di quanto possono fare questi giovani, e noi abbiamo anche tanti giovani che si mettono a disposizione di bambini come questi che abbiamo visto sulla spiaggia, di bambini fragili, giovani che hanno il desiderio di partire, giovani che si mettono a disposizione, giovani che lavorano qua magari a Milano nei centri di accoglienza straordinaria con migranti che hanno attraversato il mare. Quindi bisogna mettere insieme queste diverse immagini, quindi i bambini che soffrono e d'altro canto giovani che soffrono ma che possono mettersi a disposizione. Per noi ci deve essere un incontro di generazioni e si deve dare la possibilità a queste nuove generazioni di esprimersi e di aiutarci a fare in modo che sempre meno queste immagini strazianti siano sotto i nostri occhi. Ecco, questo è un po' quello che ci piacerebbe fare. Massimo Zappia, tu sei un imprenditore, ecco, tanto lavoro, però non abbiamo personale. Ecco, in questi paesi dimenticati da Dio si potrebbe investire, ma sono paesi che hanno le terre rare, le pietre preziose, perciò se prendo l'acqua o se semino il grano non riesco più poi ad andare a vedere cosa c'è nel terreno. Queste terre meravigliose che hanno di tutto e di più, sono terre ricchissime, ma la torta va spartita. Un pezzo devo prenderla io, poi un altro pezzo la devi prendere tu, e in 5-6 si dividono la torta nella disperazione sono totale. Sono gli interessi che spostano, il business, spostano sempre le persone, le imprese, non c'è più, come hai detto tu, noi dimentichiamo la storia e questo è il male. Quando riusciremo a capire, parlo anche per me, quando riusciremo a capire che investire sui giovani significa garantire a noi la sopravvivenza. Sono parole che devono fare riflettere, perché loro saranno la nostra eredità, noi finiremo il nostro percorso, poi rimarranno loro. Se noi non abbiamo capito che investire su di loro non è denaro e tempo perso, forse le cose potrebbero cambiare. Ma fino a quando noi vediamo dei territori o delle persone solo da usare per perseguire un business, allora, cara Mirella, io penso che siamo arrivati alla frutta. No, da eliminare addirittura, perché veramente guarda cosa sta succedendo. Quando la guerra, secondo te, dietro che cosa c'è? L'hai detto bene tu, abbiamo dei droni che vanno a vedere, sparano al metro e non riusciamo a identificare un barcone che sta arrivando, che magari ha bisogno di aiuto e quant'altro. Mamme e bambini. Bravissimo. Tagliente? Ma c'è un detto che dice che l'elefante lo si può mangiare solo a pezzettini, no? Allora noi stiamo parlando di un elefante. Se guardiamo le 77 conflitti che ci sono nel mondo e tutto quello che conosciamo bene, questo enorme pachiderma come lo si affronta? E lo si mangia a pezzettini. Venerdì scorso a Silea io ho condotto una serata di teatro sociale e i cittadini intervenuti dopo delle rappresentazioni hanno risposto alla domanda: ma che cosa possiamo fare?
Bene, loro hanno dato dei suggerimenti all'amministrazione del comune di Isilea, che fra poco sarà subentrante all'attuale, dicendo che occorrono individuare, creare realmente fisicamente degli spazi dedicati ai giovani, dove loro possano essere ascoltati ma anche esprimersi creativamente in tutte le maniere a loro congeniali. Cioè dei luoghi in cui i giovani possano relazionare tra di loro e avere la possibilità di non sentirsi isolati. Sono state varie proposte, tutte molto interessanti, ivi compreso tra l'altro l'indirizzarli a coltivare, a fare degli orti, quindi dedicarsi ad attività manuali che li portino lontani dall'astrazione del cellulare. Quindi io credo che non serva a nulla piangere su quello che di tragico sta succedendo, se nel contempo noi non ci domandiamo, io nel mio piccolo cosa posso fare? Il mio villaggio insieme con me, io cosa posso portare al mio villaggio, alla mia città? Augusto Boal, il padre del teatro dell'oppresso, diceva che il diritto di cittadinanza lo si acquisisce per il fatto che ciascuno si impegna a fare qualcosa di migliorativo della propria città. Quindi il diritto di cittadinanza non è un diritto che si acquisisce per nascita, si acquisisce grazie al comportamento. E quindi la domanda di base è: noi che cosa possiamo fare qui, nella nostra città? Perché se discettiamo sulla problematica della tensione tra Trump e l'Iran, Israele, eccetera, eccetera, facciamo solo astrazione. Perché in realtà Trump è tragicamente uno dei prodotti di una civiltà in cui l'educazione è stata dimenticata. È il prodotto di una civiltà che vede nella ricchezza l'unico traguardo da raggiungere e che non si preoccupa di dare tempo e spazio. Prima il tuo ascoltatore ha detto: come faccio io a educare con 75 allievi? Ha ragione, perfettamente ragione. Ma la domanda è: ma perché arriviamo ad avere classi da 75 allievi? Cioè, quanto realmente noi stiamo investendo nella scuola, nell'educazione? Qual è il rispetto che noi abbiamo di questa colonna portante della nostra società? Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è uno scempio nel termine istruzione, nel termine merito. La scuola dovrebbe chiamarsi scuola di educazione. Nell'antica Grecia la scuola era pariteia ed era una scuola dove si imparava etica, arte, politica, dove c'era un apprendimento molto ampio. Non era un luogo dove si coltivavano cognizioni, ma si coltivavano esseri umani, uomini. Si puntava al loro elemento spirituale, non all'elemento intellettuale. La nostra scuola è intellettuale. Sono bravi, hanno merito gli allievi che conoscono a menadito la storia in termini di fatti e date, ma non sono educati a comprendere le ragioni per cui nella storia c'è stato un conflitto piuttosto che un altro. Le ragioni del conflitto tra il Medio Oriente non sono esplorate, non si conoscono, perché se ci fosse una preparazione, probabilmente c'è anche, ma ci fosse la possibilità di manifestarla da parte degli insegnanti, ecco che i ragazzi si sentirebbero più coinvolti in ciò che ci circonda. Sentiamo il commento della dottoressa Ambreca, quello che ha detto il dottor Tagliente. Io però non sono mica convinta, sai Tagliente, una volta le maestre avevano 40 ragazzi, 50 ragazzi e non c'era nell'amministratore, l'insegnante di sostegno, non c'era psicologo, non c'era assolutamente niente. Eppure bastava che la maestra guardasse negli occhi, la maestra parlo, e tutto era silenzio, il rispetto. Allora io non posso pensare
che, come si diceva prima, dottoressa, la scuola, io penso è il villaggio. È la famiglia, è la scuola, è il diversamente giovane. Io l'altro giorno ho detto, io sono stanca di sentire che si fa tutto a scuola, gli orti a scuola, il teatro a scuola, qualsiasi cosa a scuola. No, si deve andare fuori nel pomeriggio, portare questi ragazzi dove ci sono queste realtà, i teatri, si va nel teatro a fare teatro. I teatri dovrebbero essere aperti nel pomeriggio, dove veramente questi ragazzi possono creare, possono sviluppare. I diversamente giovani devono andare al teatro al pomeriggio, non alla sera, sono diventati i teatri d'élite. Questo ragazzo ha bisogno della curiosità, va appagata. Io ho avuto, dottoressa, il professor Cillo, un cardiochirurgo, ha detto, io sono rimasto sbalordito quando ho sentito che 40 ragazzi volevano entrare in sala operatoria a proposito di sanità. Sono rimasto sbalordito, non avrei mai immaginato la curiosità di vedere con mano cos'è una sala operatoria. Prego, dottoressa. Non ci siamo, dottoressa, col microfono? Eccoci, prego. Sì, allora io penso che la scuola italiana dovrebbe sempre più guardare ai modelli, altri modelli europei come le scuole del nord, anche del Regno Unito, dove di fatto si dà tantissimo spazio ai momenti di condivisione tra i ragazzi fra di loro e alle esperienze, e magari un pochino meno all'apprendimento culturale in senso stretto. Io penso che la scuola debba evolvere in questo senso. I ragazzi i miei figli hanno trascorso il periodo all'estero e ho proprio notato questa grandissima differenza. In Italia siamo ancora molto legati all'apprendimento e c'è una grandissima pressione su questi ragazzi, soprattutto sui liceali, sugli adolescenti, e questo poi porta a tutte quelle conseguenze di cui abbiamo parlato. La scuola invece deve essere un luogo dove si sta insieme, dove ci si confronta, dove anche si pranza assieme, si passa del tempo assieme, e quindi sicuramente ci dovrebbe essere questa evoluzione che in Italia fa molto fatica. L'Italia forse è uno dei paesi che ha fatto più fatica a seguire un modello europeo. Ormai quasi tutti i paesi vanno verso una direzione che va sulla persona, sul ragazzo. L'Italia da questo punto di vista fa difficoltà. Poi tornando a quello che le diceva, sacrissimo sul villaggio, quindi è ovvio che non sono soltanto, non si può delegare tutta la scuola. Il ragazzo è inserito in un contesto molto più ampio, rappresentato dalla scuola, dalla famiglia, da le società sportive che frequenta, dall'oratorio, insomma è su molti livelli su cui bisogna agire sulla scuola, e proprio per questo motivo ognuno ha il suo compito. E quindi, collegandomi invece a quello che diceva il relatore precedente, ci sono poi anche le imprese, e le imprese sono costituite di fatto da persone, da tante persone, quindi sono anche queste delle società. Quindi a mio parere è molto importante trasmettere anche la responsabilità sociale all'interno delle imprese, perché nelle imprese chi lavora? Lavorano dipendenti che poi tornano a casa, sono genitori, sono fratelli, sono zii, quindi se nelle imprese, che è il luogo di lavoro, che è il luogo dove poi la persona trascorre la maggior parte del tempo, riceve dei valori importanti e magari non soltanto si dedica al lavoro, ma viene poi portato anche a fare esperienze benefit, a fare delle esperienze sul proprio territorio, allora poi quella persona va a casa, riporta i propri figli e c'è una trasmissione, come dire, a domino di una serie di valori. Quindi bisogna agire su tanti livelli, quindi non è soltanto il ragazzo, non è soltanto la scuola, ma è tutta la società in cui la scuola e la sua famiglia sono inseriti. Però Massimo, tu sei un imprenditore, la difficoltà di far uscire questi ragazzi, siamo sempre là, i costi, sono costi molto alti, il trasporto, le assicurazioni, cioè ti mettono sempre dei paletti. Io sono convinta invece che quando vogliono i ragazzi li fanno uscire, specialmente se la politica dà il là, dice portameli, arrivano subito, perché li vediamo anche la domenica dove vogliono, pensiamo alle Olimpiadi, c'erano i ragazzi, era di domenica e di sicuro non li hanno portati i genitori. Ma dietro c'è il business.
Però dietro c'è il business. Non so se allora, avete... ecco, come imprenditore, anche per aiutare anche questi ragazzi veramente a cercare di impegnare questo tempo libero, perché qualcuno dice studiano troppo, hanno troppi impegni, studio, sport, e quelli che troviamo per strada invece che non fanno niente, e quelli dove li mettiamo, chi li va a prendere. Bravissima. Ecco, È proprio anche questo... l'impresa dovrebbe essere importante. Assolutamente, fondamentale. Si parte sempre dalla famiglia, e quindi mi piace ricordare, Mirella, quello che abbiamo detto, il villaggio. Il villaggio non è solo la famiglia, il villaggio è l'istituzione, il villaggio è il vicino di casa, il villaggio è tutto quello che... Anche l'impresa è un villaggio, e secondo me quello che abbiamo affrontato oggi è un tema molto delicato ma fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi, perché diventa difficile. L'impresa è chiaro che potrebbe fare, intanto devi avere la volontà, ma devi avere anche la sensibilità di credere in queste cose. Quindi partiamo da un imprenditore che queste situazioni o le ha vissute o ci crede veramente, e siamo sempre lì perché vogliamo sempre fare l'investimento. E quindi il villaggio secondo me è da ricostruire un pochino, perché apro e chiudo una parentesi e vorrei alzare la bandiera del pericolo, se mi permetti, perché ricordiamoci che cosa è successo in Svizzera. E il villaggio possibile che non sapeva che quel locale non funzionava. Stiamo parlando non di una metropoli, ma stiamo parlando di un paesotto. Quindi se il vicino di casa sta facendo dei lavori che non sono a norma, io magari il figlio non ce lo mando, magari vado dall'imprenditore e dico: ascolta Ciccio, guarda che forse magari fare questo per i miei giovani o per i giovani del paese non è tanto corretto. Allora ecco che il villaggio dovrebbe tirare fuori gli attributi, dovrebbe, per non essere però volgare... nel villaggio ci vogliono le sentinelle, perché avevamo i ragazzi, mancava l'adulto in quella circostanza. Era lì che volevo arrivare. È là il problema, mancava l'adulto. Certo, è come chiamare i ragazzi, portarli in fabbrica e lasciarli allo sbaraglio. È assolutamente impossibile. Io mi ricordo che in un'azienda 4 anni fa feci il Family Day. Ed è stato un successo, eravamo in piena Basilicata e avevo invitato le famiglie una domenica, un sabato e domenica, a portare i propri figli a vedere il posto di lavoro del proprio padre. Sono venute fuori delle testate giornalistiche gratuite, un successo incredibile per un gesto normale, che io reputavo normale perché ho fatto una domanda: ma tuo figlio sa che cosa fai qui? Assolutamente no. Quindi non sa dove passi le 8 ore lontano da casa? No. Glielo facciamo vedere? L'abbiamo replicata, è venuto fuori, ti giuro, una cosa incredibile. Lì ho visto la curiosità dei ragazzi nel chiedere: papà, che cosa faccio? Ma questo cosa serve? Allora, un gesto semplice che è costato 0. Forse è costato del tempo. Ma non sei andato a fare la lezioncina in classe? No. Li hai portati fuori? Ho dovuto, li ho portati. A riguardo di questo? Certo. Ma io credo che il ruolo, in questo caso, se fa parte del villaggio l'imprenditore, secondo me degli imprenditori che io definirei nella maniera più corretta etici, certo, potrebbero essere impegnati innanzitutto ad approfondire al loro interno il senso dell'etica economica, per poi far vivere ai ragazzi dei momenti della vita imprenditoriale, fargli conoscere le fasi dei processi economici in una logica che non è quella dell'arricchimento individuale egoistico, ma in una logica della soddisfazione del bisogno di tutti coloro che fanno parte di questo bene comune, perché l'azienda è un bene comune. È un errore pensare che l'azienda sia dell'imprenditore. In realtà l'imprenditore è proprietario dei mezzi di produzione, ma l'azienda è un elemento, è un bene spirituale, è un bene culturale. L'azienda è un bene collettivo, non la proprietà, ma come bene. Quindi l'azienda può essere veicolo di evoluzione per tutti. I ragazzi potrebbero essere, diciamo, dall'età più elevate, quindi quando si stanno approssimando ad uscire dal mondo della scuola per entrare nel mondo lavorativo,
potrebbero, secondo me, dovrebbero essere aiutati ad approfondire gli aspetti dell'etica economica. Quindi essere educati a considerare che il loro impegno nei 40-50 anni di vita lavorativa che li attendono dovrebbe essere orientato non già alla massimizzazione del proprio profitto, ma alla massimizzazione del profitto della collettività. Questo, secondo il mio parere, ma ne sono convinto, darebbe ai giovani un impulso ideale che li sostiene nelle difficoltà, perché nelle difficoltà è un conto è ritrovarsi da soli, cioè io lotto per me stesso e basta, e un conto invece è sapere che si sta lottando per un bene comune. Guarda, voglio citare un esempio che secondo me per me è stato di notevole. Ero la settimana scorsa sciaguratamente in Giordania proprio quando è scoppiata la guerra. Per fortuna hanno cancellato i voli, dopo in qualche modo sono riuscito a ritornare a casa. Però a Petra, dove ero andato, al termine del SIC, che è questo specie di canyon meraviglioso in mezzo alle montagne, al termine lì c'è una tenda di beduini che vendono oggetti di artigianato, più o meno, insomma. Non c'era nessun turista perché in pratica scomparsi tutti. Mi ritrovavo io, mia moglie, mio figlio e mia nuora. E sono restato a conversare con questo beduino, il quale mi ha detto, vedi, questa tenda dà la vita a 50 famiglie, tutta del villaggio dei beduini, e grazie a questa tenda noi mandiamo a scuola i nostri bambini. Adesso che non ci sono turisti, noi siamo nelle difficoltà. Ma lui, nella sua umiltà, ha espresso un concetto di etica economica profondissimo. Cioè la sua azienda non era per lui, ma era per la collettività. Per il villaggio. Capito? Per il villaggio. Quindi lui seguitava a restare lì, nonostante l'assenza dei turisti, sperando che arrivassero 2 o 3 quelli che poi siamo restati. Ma questi oggetti italiani sono stati fatti dal villaggio, dalle persone del villaggio, che poi vengono venduti e il ricavato va... Certo, ma il concetto di questo imprenditore etico ante litteram è questo: il mio essere, la mia ragione di esistere non è per me ma per una collettività. Quindi l'imprenditore che apra a queste esperienze i giovani, a condizione però che non sia greenwash, cioè che non sia ipocrita, a condizione che l'imprenditore prima abbia fatto un lavoro su se stessi e sui suoi uomini per poter avere il diritto di parlare, perché è una conquista individuale prima di tutto. Volevo aggiungere solo una cosa No, devo assolutamente, perché abbiamo già forato. Allora, dottoressa Ambri, che io volevo parlare con lei invece di questi progetti sanitari fatti magari anche col coinvolgimento dei giovani. Prego, dottoressa. Sì, certo, cioè, tutti i nostri progetti coinvolgono i giovani. Noi cerchiamo di lavorare a contrasto della povertà sanitaria minorile. Nel 2025 1.300.000 bambini in Italia si sono trovati in condizioni di povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire non avere i mezzi per per rispondere alle prime necessità e di conseguenza anche la salute. Quindi ovviamente tutti questi bambini che si trovano in una situazione di povertà assoluta si trovano anche in povertà sanitaria. Vuol dire non avere i mezzi per avere i farmaci di cui hanno bisogno, vuol dire non poter accedere alle cure base, ai medici, e per questo motivo negli anni abbiamo creato tanti progetti, tra cui alcuni punti pediatrici, che sono dei punti dove accedono bambini che per motivi svariati non riescono ad accedere al pediatra di libera scelta. Quindi è un progetto che ovviamente non si vuole sostituire il sistema sanitario nazionale, preziosissimo e importantissimo, ma che vuole andare a integrare e a completare dove il Servizio Sanitario Nazionale per qualche motivo, spesso anche burocratico, di permessi di soggiorno, non riesce a raggiungere. Tutti questi progetti ovviamente coinvolgono i ragazzi giovani, abbiamo volontari, abbiamo medici giovani che si mettono a disposizione, stiamo facendo una partnership con l'Università Statale di Milano
in particolare con un master molto importante in Global Health, cioè salute globale, che metterà a disposizione quest'estate 5 ragazzi che ci aiuteranno sia nei progetti in Italia e sia in un importante invece progetto Repubblica Dominicana. Quindi la collaborazione con il mondo dove i giovani sono formati è fondamentale, noi cerchiamo di portarla avanti sempre e soprattutto dove ci sono delle differenze, dove ci sono delle povertà, ed è importante che i giovani si mettano a disposizione di queste povertà, come la povertà sanitaria, che è quello che noi cerchiamo di fare con il nostro lavoro, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche sul nostro territorio, dove sacche di povertà ce ne sono tantissime. Grazie, veramente grazie alla dottoressa Emanuela Ambrecht, responsabile progetti sanitari Fondazione Francesca Rava. Mi saluti tutte le colleghe, veramente queste meravigliose persone che ho avuto la fortuna di conoscere e di collaborare. Grazie, veramente grazie. I miei ospiti invece rimangono ancora qui in presenza. Pubblicità. La dipendenza dagli schermi è ormai una patologia riconosciuta sul piano sanitario. Per prevenire questo fenomeno, che nei minori può portare a problematiche sul piano neurocognitivo e relazionale, l'Ulsotto Berica ha messo a punto uno specifico progetto di prevenzione per coinvolgere i genitori. Un breve lancio di informazioni semplici per il genitore, per l'educatore, divulgato attraverso i nostri ambulatori, consultori e anche pediatri, con anche una grafica accattivante, con qualche piccolo messaggio soprattutto per il genitore, che intenda anche farlo riflettere sulla modalità anche diverse di intrattenere il bambino, di usare il nostro tempo col bambino rispetto all'uso magari più facile che a volte nella frenesia delle nostre vite quotidiane usiamo anche questo cellulare come riempitivo. Il tutto nell'ambito dell'evento organizzato in occasione della giornata per la sicurezza delle cure, che ha visto la presenza in piazza San Lorenzo di diversi corner informativi dedicati ai rischi della pressione alta nei bambini, alla prevenzione degli incidenti domestici, ai disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza e nella preadolescenza. Saluto e ringrazio la professoressa Maria Stella Righettini, docente di governance e valutazione delle politiche pubbliche. Grazie veramente, professoressa, di essere qui con noi. Allora, io sono partita con questo servizio, dopo presenterò anche gli ospiti dove vi scambierete delle riflessioni, che sono Franco Tagliente, animatore sociale, e Zappia, Massimo Zappia, imprenditore. Allora, questi ragazzi, politiche pubbliche, ma rivolti ai giovani, ai diversamente giovani, o rivolti al business, professoressa? Cosa vede lei? Ma politiche, guardi, nei confronti dei giovani le politiche dipende un po' da che fascia di età intendiamo. In ogni caso mi pare che le politiche nei confronti dei giovani siano molto scarse in questo paese. Anche in queste ultime settimane sugli organi di stampa si discute molto della fuga dei giovani da questo paese e dai tanti rischi che stanno aumentando nelle fasce di età più bassa, quindi fra i bambini in età scolare dell'obbligo, come l'obesità infantile per esempio, e la dipendenza da schermo e le patologie che possono dipendere dall'uso incondizionato degli schermi, non tanto dei cellulari o soltanto dei cellulari, ma dei tablet, eccetera, eccetera. Io credo che le politiche debbano essere intese non soltanto come dire, dichiarazioni di principio, ma come azioni concrete a livello locale, da parte dei governi locali, da parte delle associazioni, che anche in collaborazione con l'università, perché l'università può aiutare a trovare gli strumenti più idonei e soprattutto più efficaci per intervenire in questi ambiti, e mi riferisco non soltanto alla sanità e quindi agli interventi dei medici, ma anche all'intervento di sociologi o esperti di politiche pubbliche che possono, con degli strumenti che lavorano sulle decisioni dei genitori, dei bambini, migliorare la situazione. Tagliente, cosa aggiungiamo? Poi vediamo anche la slide che ha portato Tagliente per far capire anche alla professoressa Maria Stella Righettini di cosa stiamo parlando col Tagliente questa mattina. Eccola qua, prego. Allora io distinguerei, un conto è la dipendenza e un conto poi è
l'uso che se ne fa o se ne potrebbe fare. La dipendenza ha a che fare con l'educazione e ha una tematica di enorme portata, perché se poi alla fine ci si riduce a dedicare una quantità di ore impressionante ad avere il cellulare in mano e quindi compulsarlo in tutte le maniere, vuol dire che il problema non è tanto il cellulare quanto le ragioni per le quali uno ricorre al cellulare per ingannare il tempo. Io mi occupo in questo momento, adesso, per quanto riguarda l'aspetto tecnico. I genitori che hanno una sensibilità nei confronti di questa problematica, che cosa possono fare? Utilizzano degli strumenti che si chiamano parental control. I parental control sono degli strumenti informatici che permettono di eliminare dal cellulare la possibilità di accedere a questo, a quell'ambiente, quel sito piuttosto che quel social, no? Esatto. Ora purtroppo si è dimostrato che i buchi sono notevoli. Cioè i parental control, anche quelli più efficaci, non riescono a risolvere completamente la problematica. Allora io ho fatto questa riflessione. I parental control lavorano per sottrazione. Cioè cosa vuol dire? Dalla massa, la quantità impressionante di potenzialità, io vado a eliminare quelle che io, genitore, che ritengo più pericolose. Ma per quanto io possa essere attivo, è difficile che io riesca a eliminare tutta la pericolosità che gira in rete. Ribaltiamo. Anziché lavorare in termini di sottrazione, lavoriamo in termini di addizione, cioè in chiave educativa, sia dal punto di vista relazionale con il figlio, sia dal punto di vista tecnico. Allora immagina il cellulare come uno strumento di collegamento che non abbia nulla che sia predefinito, che sia quindi uno strumento che può essere accresciuto di possibilità a seconda della crescita del bambino, secondo il suo processo evolutivo di crescita. Cioè lo strumento in sé rimane, solo che il genitore, a seconda dell'età del bambino, del ragazzo, dell'adolescente, accompagnando il suo processo educativo chiaramente, quindi condividendo con lui quelli che sono i contenuti che gli possono fare bene, inserisce nel cellulare delle possibilità crescenti di accesso agli spazi più diversi. Fermo, sentiamo la professoressa Righettini cosa ne pensa, ecco, di questo anche aiuto che si può dare al villaggio, diciamo al villaggio, un po' il contributo di tutti. Io mi occupo di questo, tutti occupano dell'altro, però ognuno, io sono dell'idea del proprio ruolo. Tutti non possono fare tutto, ognuno deve fare quello che sa fare. Se uno è bravo a insegnare, deve insegnare. Se uno è bravo a creare, deve creare. Professoressa, forse le politiche pubbliche dovrebbero essere più incentivate anche su questo, investire sulle politiche pubbliche vuol dire investire nella comunità. Prego. Sì, guardi, io credo molto nell'azione educativa, faccio questo mestiere, il mestiere dell'educatrice da 40 anni e nell'università si continua l'operazione e la funzione, il processo educativo che si è iniziato molti anni prima. È molto importante pensare che la famiglia non è una monade isolata e che quindi parental control, come giustamente è stato detto, può funzionare o può non funzionare, dipende da come viene fatto funzionare e soprattutto da quali sono le basi e le risorse che di cui le famiglie dispongono per agire in questo modo sui figli. E spesso l'azione educativa trova dei limiti a livello familiare per tantissime ragioni: la mancanza di tempo, la mancanza di relazione, la povertà, tanti aspetti che di cui dobbiamo tenere conto, e quindi la scuola a volte ha una funzione molto più importante, oserei dire, o comunque altrettanto importante e complementare a quella della famiglia, per attivare processi educativi che non partono tanto e soltanto dai genitori, ma partono dai bambini, che sono delle spugne dal punto di vista dei modelli positivi e dei valori positivi. Io ho visto molte esperienze sul
sul piano alimentare, per esempio, di bambini delle scuole elementari, andare a casa dai genitori e riprenderli e sgridarli perché i genitori gli offrivano un panino col salame per andare a scuola e fare merenda con qualcosa che a scuola veniva considerato non il meglio dal punto di vista nutrizionale. Allora io mi chiedo e mi domando se questo non possa avvenire anche sul digitale. Però questo sconta un ritardo nella scuola che è abissale, perché fare educazione nutrizionale può essere relativamente semplice, è un dominio ed è una competenza che facilmente tutti possiamo acquisire. Sul digitale la scuola, gli insegnanti scontano un ritardo enorme. Abbiamo fatto recentemente una serie di seminari usando le piattaforme digitali e cercando di capire quale fosse il livello di digital divide nella scuola, e abbiamo trovato tra gli insegnanti delle difficoltà enormi, anche a livello basico. Quindi mi domando e chiedo se, ancora una volta parlando di politiche, nella scuola ci si sta occupando anche di questo e se la scuola può in questo momento fare da supporto alle famiglie. Allora, Massimo Zappia, il digitale anche per l'impresa. L'impresa deve investire, l'impresa deve fare rete, l'impresa deve allargarsi, ma non tutti riescono a gestire il digitale, gli imprenditori. Io quando ho le associazioni di categoria dico sempre che forse erano loro che dovevano accompagnare in tempi non sospetti questo artigiano, specialmente l'artigiano che lavorava o seguiva la burocrazia. Ecco, questa burocrazia che lo mette con le spalle al muro, delle volte non riesce neppure a capire. Ecco, invece si è fatto tutto l'incontrario. Sì. Si è fatto l'incontrario dicendo a questo artigiano che deve fare tutto, deve lavorare, deve svolgere la burocrazia, deve diventare commercialista, oppure deve delegare a chi? La sicurezza anche del digitale è una cosa importante. Tu come vedi quello che ha detto anche la professoressa Righettini? Sono politiche pubbliche importanti queste? Sì, diciamo che si è creato l'opportunità e lo strumento e non si è pensato alla sua gestione, che è fondamentale, come tante cose che succedono qua in Italia e non solo, probabilmente nel mondo. È anche l'abuso che se ne fa della tecnologia, perché la tecnologia è giusta. La tecnologia uguale progresso, ma non dimentichiamo che il progresso non può sostituire la persona. E qua siamo a questi livelli. Adesso stiamo parlando anche di intelligenza artificiale, tocchiamo questo tasto dove ci sono molte aziende che fanno la pubblicità e invogliano le persone a provare a chiamare il call center per parlare con questa persona digitale che ti risolve il problema. Ma perché la signora Maria al telefono non andava bene, la signora Maria che magari ti fa un sorriso, una battuta, chiedi come sta. Allora stiamo un po' appiattendo il livello e di tutto questo ci sarà un'altra categoria di emarginati che sono gli artigiani che continuano a pensare a lavorare e poi devono tornare a casa e mettere a posto magari un'informazione digitale che ti è arrivata sul server, Guardate che è successo a me personalmente 3 settimane fa, dove il nostro server, che non è appoggiato a un'azienda, quindi il provider è andato in tilt. Noi siamo rimasti 4 giorni isolati senza ricevere una mail. Mi sono reso conto di quanto siamo fragili, cioè non arrivava più neanche una telefonata, era tutto sotto forma di mail. E allora mi ricordo di essere stato in visita a una persona che mi diceva: Massimo, io ho un problema, non ho potuto neanche prenotare la visita medica perché non avendo un indirizzo mail non riuscivano a mandarmi la prenotazione. Vi rendete conto dove stiamo arrivando? Oppure quella signora che ha lottato perché c'era il curoid sul cartello e uno dice: ma non mi puoi mettere le date di arrivo, gli orari, perché magari non sono in grado. Cioè, forse si è accelerato un po' troppo, sai. Professoressa Righettini, non le sembra che rispetto a una popolazione diversamente giovane, non aiutata a crescere con una tecnologia adeguata, noi gli abbiamo dato il giorno dopo che avevano il contante la carta di credito, non sapevano neppure cos'era,
poi non ci bastava e fate lo SPID. Io ho avuto, lo dico tutte le mattine, professoressa, un cardiochirurgo che ha detto prima di aprire lo SPID non so quanto ci ho impiegato, non ci riuscivo, e non era di sicuro l'ultimo della classe. Non le sembra che proprio quelli che vogliono imporci questo modo di agire, di fare, sono quelli che non riescono neanche ad operare la tecnologia che abbiamo? Io quando gli ospiti hanno 5 persone che gli preparano tutto, ecco, perché non sono neppure capaci ad operare lo SMIC, perché bisogna anche dirle queste cose. Allora non le sembra che forse, come dice Massimo Zappia, dovremmo rallentare e capire a chi ci rivolgiamo, con quali strumenti ci rivolgiamo in base alle persone che abbiamo davanti, perché il giovane sta volando e non c'è niente da fare, loro vanno già a scuola con i compiti fatti dall'intelligenza artificiale. Io ho avuto l'insegnante che mi ha detto io non do più compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale, mentre abbiamo il fragile, diversamente giovane, che non è poi neanche così diversamente giovane, che non riesce ad operare questa grande tecnologia che abbiamo. E allora cosa facciamo? Come fa la telemedicina? E chi la adopera la telemedicina? Ma chi la adopera la telemedicina? Professoressa, ecco, queste politiche pubbliche cosa sono? Cosa vogliono dire se non si investe in quello che serve e con la realtà che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi? Sono le fragilità. Prego. Ma guardi, credo che generalizzare queste riflessioni sia un po' rischioso, perché la tecnologia ci ha portato tanti vantaggi, ha eliminato tante inefficienze nell'amministrazione pubblica, come tutti i processi che portano l'innovazione sono processi che devono essere come dire, assorbiti dalla società, assorbiti da tutti i cittadini e con i giusti passaggi. Ci sono esperienze molto importanti a livello locale di comuni che organizzano corsi per anziani, corsi per i cittadini, per gestire le comunicazioni via mail, per usare il cellulare per scaricare il proprio fascicolo sanitario, per prenotare una visita medica. Ci sono attività che hanno uno scarsissimo valore aggiunto dal punto di vista sociale, che è giusto che siano effettuate dai cittadini con l'uso della tecnologia, perché la distanza a volte, la distanza fisica a volte ha impedito ai cittadini di accedere ai servizi. Il digitale ha e dovrebbe avere la funzione di accorciare queste distanze, però è chiaro che non può essere tutto digitalizzato e soprattutto che il cittadino non può essere lasciato da solo, ma non solo il cittadino, anche l'operatore pubblico, che è un cittadino anch'esso e che ha bisogno di essere formato per poter interagire correttamente con i suoi colleghi e per poter interagire correttamente con i cittadini. Quindi quella che noi chiamiamo in termine tecnico la multicanalità, cioè la possibilità di poter accedere a diversi canali, a quello fisico, a quello digitale, a quello che usa l'intermediazione fisica per chi ha delle disabilità e non può utilizzare né l'uno né l'altro, sono tutti accorgimenti che dipendono e canali che dipendono dalle politiche pubbliche, ma è stato fatto molto anche dal PNRR su questo e non vorrei che la difficoltà di alcune categorie che sono degne di attenzione e di intervento specifico annullassero dei benefici che sono per tutti, per tutta la comunità. Sul tema della sicurezza vorrei spendere 2 parole, perché anche questo fa parte della nostra capacità di interagire con il mondo ed è il tema della cyber security e della sicurezza digitale, è un tema fondamentale su cui c'è scarsissima consapevolezza. Ci sono artigiani, imprenditori che che si interfacciano con il digitale con molta superficialità, non frequentando corsi e non imparando ad agire in modo sicuro. E così come installiamo nelle nostre case i sistemi antifurto e abbiamo imparato a usare sistemi antifurto sofisticatissimi per ridurre alcuni rischi, dobbiamo imparare a fare altrettanto con il nostro computer, che è uno strumento di lavoro, uno strumento di relazione, uno strumento di apprendimento, e non possiamo dall'oggi al domani pensare che possa essere buttato dalla finestra.
Adriano da Campalto. Ciao Adriano. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora volevo dire una cosa, no? Se è possibile, no? Per la signora professoressa Righettini. Prego, ecco. prego. Ecco, allora volevo dire a questa signora, lei ha pienamente ragione, discorso di crescere, no? Però c'è una cosa che purtroppo noi anziani, no? Siamo molto in difficoltà, anche per un'altra cosa, perché anche al discorso di mandare via email siamo sempre col dubbio, signora, che questi email possono essere buttati lì e giustamente non essere ascoltati. E quindi questo ci resta sempre questo punto di domanda, va bene? Che giustamente, che io sappia, che ho visto il signor Renzi, quando ha detto dobbiamo partire subito col discorso del computer, col discorso di email, ha detto anche un'altra cosa, che è giusto che gli anziani, se possono, va bene, e giustamente non è che abbiamo sempre il tempo di andare a questi corsi e roba, c'era la possibilità di restare anche come una volta, si parlava, si chiamava il telefono e si poteva discutere con questa persona e dire guardi, io ho questo problema qui, non sono capace con i mail, perché c'è questa diffidenza per il discorso che in sostanza non siamo neanche pronti alla tecnologia. Il futuro sarà tecnologico, ma non adesso, stiamo facendo passi da gigante. Dopo volevo dire un'altra cosa, signora Mirella, siccome ho visto che ha un imprenditore, no? E mi è piaciuto quello che ha detto questo imprenditore, no? Però è una vita che io dico in sostanza che bisogna cercare il personale, gli operai che si hanno, va bene? Quando si sa che fra 2 anni va in pensione questa persona, ricominciare a conquistare anche a questi giovani e prepararli, fiancheggiarli a queste persone che vanno in pensione, perché se non si fa questo ruolo alla fine non ne andiamo più fuori, anche perché adesso giustamente ci sono meno nascite, perché giustamente hanno pienamente ragione di non far figli, perché viviamo su una società che giustamente la politica, che io sappia e ho studiato, va bene, non aiuta moltissimo queste famiglie, quindi giustamente si fa una politica più per imprenditori, per albergatori, per ristoratori, ma realmente per le famiglie che sacrificano la loro vita non c'è mai niente. Allora, se vogliamo costruire qualcosa, dobbiamo anche noi, nella nostra intelligenza, andare incontro a certe cose, insomma. Grazie caro Adriano. Massimo Zappia, prego. È giusto, è corretto, ma è quello, è tutta la mattina che parliamo su questo argomento, è proprio la formazione, affiancare i giovani, avvicinarli, creando quella curiosità che probabilmente è soffocata in loro, e quindi avvicinarli al reale mondo, perché il reale mondo non è solo quello virtuale, ma è quello del quotidiano vivere, di guadagnarsi la famosa pagnotta come abbiamo fatto tutti quanti. Poi è vero che la tecnologia ha creato delle opportunità, non sono contrario, anzi assolutamente alla tecnologia, penso solo che debba essere limitato all'abuso. Ecco, noi ormai il nostro cellulare è diventata quasi un'estensione del corpo, tu ti puoi dimenticare il portafoglio a casa, quindi con la relativa patente e quant'altro, ma non il cellulare, perché senza cellulare sembra che sei staccato e isolato dal mondo, e questo è secondo me l'eccessività. E quando vedi l'eccesso, scusa, quando vedi anche delle famiglie al ristorante, una volta andavi al ristorante, portavi la famiglia, c'era il bello di stare insieme, di parlare, che cosa era successo, ti racconti le cose. Adesso l'altro giorno ero con dei clienti, guardavo, ci siamo guardati attorno, su 10 tavoli c'erano tutte le persone col cellulare in mano e un silenzio tombale. Allora mi sono fatto una domanda:
ma siamo arrivati proprio qui. È necessario anche a cena, il ristorante, il telefonino, cioè siamo forse un pochino troppo dipendenti. Ripeto, poi il cellulare lo usi per lavoro, ma è fondamentale. Adesso anche le aziende nelle scatole degli accessori non ti mettono più il foglio delle istruzioni dove ti aiutava non solo a leggere, quindi leggevi, ma anche se non puoi leggere il libro a casa, leggi le istruzioni, comunque stai sempre leggendo. Sì. No, ti devi scaricare l'app per essere collegato e tirare giù le istruzioni. Quindi devi sempre avere, se non hai la connessione, l'accessorio non glielo metti. Professoressa Righettini, come commenta quello che ha sentito? Prego. Vabbè, è una questione annosa. Io capisco le difficoltà degli anziani. Allora, anch'io mi considero un'anziana per un fatto anagrafico molto chiaro e ho dovuto fare molti sforzi anche nella mia veste professionale per imparare tante cose negli anni e reinventarmi anche il mio lavoro, perché le condizioni del contesto organizzativo, delle funzioni dell'università e anche dell'Europa in cui viviamo hanno richiesto che ci fosse uno sviluppo in alcune direzioni. Però quello che vorrei dire io è che qui non si tratta tanto di crescere. Capisco il problema del cellulare a tavola. Io ho sempre impedito ai miei figli di cenare o di pranzare con il cellulare davanti o con il cellulare sul tavolo, e questo probabilmente lo dovrebbero fare le famiglie, ma il tema è che non c'è abbastanza sensibilità rispetto a questo tema, e allora la domanda può anche essere: forse il cellulare supplisce ad una carenza di argomenti di conversazione, perché non è sempre detto che il cellulare come dire, scalzi discorsi o comunicazione esistente o preesistente, spesso si inserisce in una mancanza di comunicazione. Quindi dobbiamo essere consapevoli che spesso nelle famiglie questo è il problema, e questo si rileva non solo per il telefono o il cellulare, ma in generale la mancanza di comunicazione, e l'educazione è fondata sulla capacità di comunicazione. E io nella mia esperienza professionale mi sono trovata tante volte a gestire progetti in cui il tema era proprio quello di capire quali erano gli strumenti comunicativi, quali erano gli elementi comunicativi che si potevano attivare all'interno della società, all'interno delle famiglie. E non è facile intervenire in questo senso, però ripeto, la scuola e partire dai ragazzi, partire dai bambini, secondo me è fondamentale. Professoressa, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo Nadia da Treviso, poi continuiamo. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Confermo la telefonata precedente del signore, che non mi ricordo come si chiamava. Ecco, di Adriano. Questi cellulari e queste che dobbiamo comunicare, avere l'email, avere questo, avere quello. Se sbagliamo di premere un bottone, andiamo in confusione. Noi anziani non siamo capaci di mandare l'email e tutti gli uffici ti chiedono di mandare l'email. Non siamo tecnologici, siamo diventati adulti e vecchi e non abbiamo avuto mai bisogno di questo. Adesso se non hai questo non fai niente. Se non hai lo speed bisogna aggiornarlo, perché per un certo periodo non lo adoperi, devi rifarlo tutto. Ma allora queste semplificazioni dove sono? Grazie, arrivederci e buona giornata. Nadia, stai là, Nadia? Mi senti? Sì. Nadia, ma i tuoi nipoti ti insegnano ad operare il cellulare, vedere? Li vedo pochissimo, Mirella, li vedo come ieri è venuto qua il più grande, Andrea. Cristian viene qualche volta,
perché non hanno tempo, hanno i suoi amici, e quando vengono non posso chiedergli. Parliamo di altre cose, perché se no abbiamo sempre il telefono in mano. Grande Nadia, ti ringrazio Nadia, veramente. Grazie, arrivederci. Grazie, ha sentito dottoressa i problemi che ci sono e specialmente se una persona ha delle fragilità a casa, non può andare ai corsi, capisce? Ci sono tanti problemi. Forse il volontariato dovrebbe essere inserito di più nelle politiche pubbliche, dottoressa, fare più rete, più villaggio tutti assieme, prego. Sì, indubbiamente, come dicevo prima, il telefono si inserisce in una carenza di relazioni e di comunicazione che già esiste, preesiste, ma quello che noi non capiamo è che forse anche il telefono può essere d'aiuto. Se la signora non capisce che l'unico modo di parlare, dialogare con il nipote che ha tanto da fare potrebbe essere proprio il cellulare e potrebbe essere quello di farsi insegnare ad usare meglio il cellulare, beh allora forse è un problema e la signora non ha il problema di non saper usare il cellulare, la signora ha il problema innanzitutto di come dialogare con qualcosa che interessi anche i suoi nipoti con le generazioni più giovani. Io ho una suocera di 86 anni, in gambissima, che ha imparato a usare tutto ciò con l'aiuto dei figli e piano piano è diventata forse più tecnologica di me e di tanti altri che conosco e questo non è un dato anagrafico, quindi io non mi rifiuto di credere che l'anzianità sia un fatto anagrafico, l'anzianità è un fatto mentale prima di tutto, è una resistenza al cambiamento che sicuramente in una certa dose dipende anche dall'età anagrafica, ma non è l'età anagrafica, perché io ho di fronte esempi brillantissimi di anziani anagraficamente che sono diventati bravissimi nel gestire tutta questa attività attraverso il cellulare, attraverso il computer, attraverso il tablet, ancora meglio. E vivono benissimo, ascoltano musica, comunicano, guardano i video, si arricchiscono anche. Però professoressa Righettini, diciamo anche la verità, bisogna anche che qualcuno magari sia più portato di altri, è inutile che c'è quello che impara subito e quello che non riesce proprio, non gli entra, io ho provato, guardi, e non c'è niente da fare. Poi abbiamo visto invece degli esempi meravigliosi anche con l'università della terza età, per carità ci sono, ma io devo rivolgermi anche a quelli che non riescono, che non riescono proprio, non gli entra, non c'è niente da fare, tu stai là una giornata, alla fine dici basta, non ne posso più, non riesce, è qualcosa anche. È un limite. Non so, la vedo. Abbiamo Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella, buongiorno. Ho seguito un po' stamattina la trasmissione e io ho fatto tanti anni la telefonista, più di 10 anni in Cococò, perché avevo difficoltà, non mi sono aggiornata col lavoro che facevo, queste cose qua, e sto senza a casa, ammalarmi e star chiusa a casa, sono andata a fare la telefonista e ho avuto modo di conoscere persone giovani, più o meno come me, un po' più giovani, e la maestra che era un perito agrario che non riusciva a trovare da lavorare, facevamo questo lavoro. E appunto sentendo la trasmissione di stamattina sono stata fortunata con suore e maestra, una volta era così, si andava le suore e maestra. Ho sentito anziani parlare di a Canevera, che era maestra qua a Canevera, che non so adesso i maltrattamenti negli asili dei bambini piccoli o cosa, una volta aveva a Canevera che dava sue mani, ecco. E dopo sì, un'anziana una volta che mi ha detto non mangio il pesce, mi ricorda l'olio, quindi ricordava che non prendeva il pesce perché ricordava quando si ricordava l'olio.
Ecco, queste tante piccole cose che si dialoga con le persone, si cerca un contatto. Eh sì, perché Paola, devo correre perché sono in chiusura ormai, sei stata chiara. Paola fa capire l'importanza di parlare, l'ascolto. Tante cose qui si capisce benissimo che Paola ha bisogno di parlare, di dire, di ricordare magari qualcosa, e lo fa con questa telefonata a Sveglia Veneti. Un grande abbraccio, sai Paola, mi fa piacere sentirti. Tagliente, ecco, alla fine di tutto l'ambaraban che abbiamo parlato questa mattina, è emerso il tema dell'analfabetismo digitale. Beh, direi ci sono due tipi di analfabetismo, quello digitale tecnico e quello di digitale, chiamiamolo culturale. Per quanto possa sembrare paradossale, ma il più facile da superare, quantomeno in termini di tempo, è l'analfabetismo tecnico, perché poi da quando l'uomo ha inventato la ruota, tutte le nuove tecnologie sono state acquisite nel tempo, come diceva prima la dottoressa, no? Ci vuole del tempo per cui poi le generazioni più anziane acquisiscono competenza per poter usare lo strumento. Poi il passaggio generazionale sicuramente risolve questa questione. Quindi diciamo che per quanto possa in ambiti molto vasti, soprattutto tra le persone più anziane, essere un problema, e lo è comunque un problema risolvibile quantomeno per il passare del tempo. Ma c'è l'altro problema che secondo me è molto più profondo, molto più grave, che è l'analfabetismo, lo definisco così come neologismo culturale o, se si vuole, emozionale. Cioè il fatto che questo strumento viene acquisito in maniera abnorme, come dire che la macchina sta meccanizzando l'uomo, quando invece dovremmo noi umanizzare la macchina. Noi sostanzialmente siamo diventati proni di fronte a queste nuove tecnologie. Il cellulare è ormai quasi una tecnologia, è uno strumento quasi vecchio, perché con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, poi purtroppo temiamo con l'arrivo della superintelligenza artificiale, noi avremo dei condizionamenti spaventosi, e quindi se non riusciremo a comprendere che dobbiamo essere fortemente impegnati a rimanere sul pezzo per essere noi ad umanizzare la macchina anziché essere meccanizzati dalla macchina stessa, allora se non comprenderemo questo non utilizzeremo appieno le enormi potenzialità della nuova tecnologia. Si chiama etica. Si chiama la parola etica. Professoressa Righettini, ormai siamo in chiusura, come vuole salutarci, cosa vuole aggiungere? Prego. Io ringrazio tutti per questo confronto, credo che l'ultima riflessione sia molto importante. È vero che l'analfabetismo tecnico è più facilmente superabile rispetto a quello culturale ed emozionale. Credo anche che le alleanze e le collaborazioni tra varie istituzioni, come dico sempre, sia la chiave più importante per affrontare queste tematiche, e quello che già Charlie Chaplin, il famoso film in cui si vede l'operaio aggrappato all'enorme ingranaggio che lo risucchia, oggi potrebbe essere tranquillamente riprodotto con il cellulare. Stiamo diventando probabilmente in certa misura schiavi di queste tecnologie, ma come diceva giustamente il dottor Tagliente, dobbiamo riappropriarci dell'umanizzazione di questo strumento, e parlando di intelligenza artificiale dobbiamo innanzitutto capire che prima dobbiamo parlare della nostra intelligenza, dell'intelligenza umana, e come usare questo strumento digitale e gli strumenti digitali per migliorare la nostra vita e non per peggiorarla. Questa è la mia conclusione. Grazie alla professoressa Maria Stella Righettini di essere stata con noi, docente di governance e valutazione delle politiche pubbliche. Massimo Zappia, imprenditore, come ci saluta? Ti racconto una brevissima cosa che è successa qualche tempo fa di un cliente, che forse racchiude un po' la giornata, la mattinata che abbiamo fatto, perché questo signore alla fine la nuova tecnologia gli creava le ansie. Allora quando lui doveva comunicare qualche cosa scriveva una mail,
Poi, nel dubbio che la mail fosse arrivata, mandava un messaggino, ma nel dubbio che poi, visto che il messaggino non lo leggevi perché non flegavi, allora chiamava e ti diceva che cosa aveva scritto. Allora, questo per dirti che a volte queste cose creano anche delle ansie che non da tutto, e poi stava lì a raccontarti che cosa aveva scritto nella mail. E allora dico, ma perché hai scritto la mail? Non lo so neanch'io. Beh, è un esempio molto importante. Sentiamo un minuto come ci saluta anche Manente, ecco, Franco Tagliente, animatore sociale. Ma io vorrei chiudere con una battuta spiritosa come si usa a Napoli, no? I napoletani dicono "ah, passa la nottata", nel senso che l'umanità sta attraversando una nottata. E la mia è una concezione molto positiva, nel senso che per quanto drammatica sia la situazione, non sarà tragica, nel senso che sì, sicuramente abbiamo sofferenza, dolori, lutti e quanto di peggio si possa immaginare, però voglio vedere questo come un passaggio evolutivo. Nella storia dell'uomo abbiamo incontrato delle catastrofi di enorme portata, non dimentichiamo che alcuni decenni fa, non secoli fa, abbiamo avuto decine di milioni di morti per guerra, abbiamo avuto decine di morti per pestilenza, abbiamo avuto situazioni tragiche per l'umanità intera, ne siamo sempre venuti fuori. È chiaro che questo mette a confronto coloro che ci lasciano con i sopravvissuti, però non dimentichiamo che fra 100 anni tutti noi non saremo sopravvissuti e quindi in qualche maniera abbiamo un futuro sul quale investire e che sarà un futuro che guarderà a questa situazione drammatica con la battuta napoletana: a nuttata è stata superata, è stata passata, ecco. Però è anche giusto atterrare dolcemente e non violentemente, dico certo, io. Ecco, visto che riusciamo ad arrivare a 100-110 anni ormai, sì. è meglio atterrare dolcemente che non violentemente. Certo, Cosa dici, Massimo? Il ruolo del villaggio è fondamentale. Il ruolo del villaggio è, secondo me, la frase cult della mattinata. E con queste parole io ringrazio i miei ospiti, grazie veramente a Massimo Zappia, imprenditore, grazie a Franco Tagliente, animatore sociale, grazie alla professoressa Maria Stella Righettini, docente di governance e valutazione delle politiche pubbliche. State con noi, riflettiamo perché vogliamo tutti atterrare dolcemente, dottoressa, non c'è niente da fare. Grazie, andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato e noi ci vediamo domani mattina. Ciao cari amici telespettatori, oggi siamo a Marghera e stiamo incontrando Daniela e Stefania. Che storia è la vostra? La nostra è una storia un po' particolare. Noi viviamo in questa casa, però abbiamo uno sfratto. La casa del latte? Sì, è casa del latte. Adesso abbiamo una proroga di 6 mesi fino a luglio, poi vedremo. Ascolta Stefania, quanti anni hai? Ne ho 25. Che lavoro vorresti avere? Un lavoro qualsiasi perché ce n'è bisogno. Accetto qualunque cosa venga. Andiamo a prendere la borsa della Mireluccia, direte Veneta, venite? Dai ragazze, forza! Attenta che non si rompa. Permesso, eccoci qua. Casa di Daniela e Stefania. Daniela, quanto pagavi di affitto o paghi di affitto? Allora, c'è tanto che non lo paghi. Sì, appunto. Allora, adesso come adesso abbiamo un affitto di 220 euro. Mi è arrivata la bolletta della luce, sono altri 130 euro. Mio marito ne prende 280 di pensione, non so come che si fa ad andare avanti. Sono senza parole, cioè i biscotti, il latte, sono cose davvero importanti. Vieni qua che io prendo una cosa bella. Sì. Allora, chiudi gli occhi Daniela. Voilà Daniela. Grazie di cuore alle persone e le abbraccio forte forte, grazie di cuore, grazie. Rete Veneta è grande, grazie di tutto. Salutiamo Daniela, grazie, ciao Dani, Daniela. Ciao. Grazie di tutto, gentilissima. Stefania. Ciao. E mi raccomando, sempre col sorriso così che ce la faremo, la solidarietà vincerà. Ciao! Ciao, grazie. Ciao! Grazie, ciao! Eccoci qua, siamo arrivati a Venezia
alle zitelle, da Maria Antonietta Costantini che ci sta aspettando. Ciao. Ciao. Che ho avuto una cista profonda e devo andare a mangiare succhi di frutta, bere, gelati. Perché piangi? Perché sono stanca. Sono stanca tanto. Ma io ti avevo promesso che sarei arrivata, che ti avrei dato una mano. Con quanti soldi vivi tu, Maria Antonietta? 440. E non ce la fai, Maria Antonietta? No. Perché non ce la fai? Ho pagato 3,50 del gas, è scaduto al maggio. E adesso sono rimasta con 20 euro. Prima mi aiutavano le assistenti sociali, quelli del comune o cosa, dopo basta. Andavo con una bolletta di 200 euro, 300 euro e mi dava 100 euro, 150 e il resto dovevo pagare io. Come facevo a mangiare? Secondo te ha colpito le fasce deboli questo governo? Sì, tanto, tanto. E stiamo morendo di fame tutti nel Veneto. Allora Maria Antonietta, questo è l'assegno che Rete Veneta ti aveva promesso, che i telespettatori hanno deciso di consegnarti. Grazie. Ecco, spero che ti serva per migliorare la tua situazione. Tanto, 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 ti ringrazio. Io ho chiamato anche l'assistente sociale, non risponde. Adesso la chiamiamo assieme. Se potete fare un passaggio per cortesia, perché proprio ha bisogno che qualcuno venga a farle visita, visto che è da sola, è stata operata, ripeto, ieri. Oggi ti faranno assolutamente visita, hanno detto, ti chiameranno al telefono. Grazie a tutti, Rete Veneta, signor direttore Bacciali, a tutti i componenti.